Al frutto che ancora io, ma non c'ho tempo, devo fare le cose che devo fare. Ok, perfetto. Un Bobotta che ci saluta, ma è determinato. È importante che ci sia la determinazione, ma anche la felicità di essere tifosi del Napoli. Allora, che bellezza. Benvenuti, bentornati, bentornate, benvenute tutti gli amici, le amiche belline e voi che magari ve la vedete dopo perché non vi è capitato, non vi ha mandato la notifica YouTube, cose varie, ve la vedete dopo perché siete sempre affamati di approfondimento Napoli. Lasciate un like pure dopo. Gli amici belline adesso lo fanno live, qualcuno lo ha fatto preventivamente, siete straordinari e io apprezzo tantissimo. Voi potete farlo dopo e comunque aiutate l'algoritmo a muoversi e non c'è male. E andiamo a fare un po' di saluti, visto che queste live che non sono strettamente post partita, forse, dico forse perché non è mai detto, posso anche salutare più persone, possiamo essere più tranquilli. Per esempio Guido dice non ce la farò, ma un like preventivo è d'obbligo, e adoro questo tipo di atteggiamento. L'ottimo Mario delle Vedove che vi chiede i like preventivi che non ha fatto mancare Jacopo Statti, è arrivato 12°, vuol dire che aspetterò tranquillo e farò la fila ordinato e concerto. Ciro Lepre, se rivedo i like sono tutti i tuoi video e anche un po' di blues, e ci sta tutto, caro amico mio. Rossana, il 19 mi ricorda Pandev, mentre il numero 22 ci ricorda ovviamente Di Lorenzo, grande Angela, Tore Falanga, Anna Maria Pistone, che saluta tutti quanti, e Salvatore Tortola e Andrea Lani, tutte le cose così, l'hack preventivo a volo di Marco Basile, Valentina Savino, Stream Elements ci sta dando una mano, qualche cosa funziona, qualche cosa no, non lo so. Fuori onda con l'onda, buonasera. Buonasera Angelo, buonasera Giorgio Mele, buonasera Mario, buonasera Gianluca, Gaetano, Gicol, Shan, Grazzotto. Parliamo del Torino? Sì, noi adesso cercheremo di parlare un pochino di quello che ci aspetta. Daniele Patalano, e poi non ho capito perché non mi è uscito, ma magari mi è uscito o me lo sono perso. Ringrazio immediatamente, con affetto e con un abbraccio immaginario, virtuale, ma sentito, Michele D'Ambrosio. Un saluto, un caffè e un grandissimo Forza Napoli. Grazie mille sempre Michele per il tuo supporto. Ciao Valerio, metto i bimbi a letto ed arrivo. Va benissimo Nando, un abbraccio anche Antonio con il like 67. Pier Davide Falco, sei mancato, ti seguo finché posso, poi ci vediamo in differita. Grazie mille amico mio. Ho approfittato per fare un pochino di cosucce che dovevo fare, tra lavoro, tra recupero, tra un po' di viaggetti che dovevo fare. Chi ha visto gli short avrà visto anche delle robe di foresta, ed è importante così. Like numero 1, scusate se è poco, velocissimo Giorgio. Un abbraccio a Jenny Lopez, un abbraccio a Giuseppe Di Donato, Waynes. Gioca solo Bakken sulla destra, questo un po' uno scherzetto alla Navas, che ci sta. Anche quella storia di Solbakken l'avevano data quasi per fatta, ma in realtà l'avevano data per fatta per gennaio, parlando di una Roma beffata. Poi la Roma pare ci abbia riscavalcato, staremo a vedere insomma cosa succederà a gennaio, ma nel frattempo a destra abbiamo il problemuccio almeno per questa partita. Un abbraccio gigante, grazie Camilla, mancava la tua voce, un abbraccio gigante a Camilla, un abbraccio doppio se permetti, insomma nell'abbracciare te abbraccio anche qualcun altro, e gli amici abbonati sanno, e quindi un abbraccio speciale. Un abbraccio a Daniele che è un tifoso
poi lo spiega dopo, un tifoso del Napoli, anche io, benissimo Daniele, qui siamo tutti amici, Luciano Castiello, vogliamo sapere così salvo, ho fatto un po' di cose necessarie, insomma, poi scoprite, se mi seguite su Instagram lo scoprite meglio. Avete presente il gobbo di Notre Dame dove c'è il vecchietto che esce da una trappola e poi cade subito in un'altra? Ecco, Lozano tale e quale, convinto di giocare perché Poli non c'è e poi si fa male lui. Una cosa incredibile. Un abbraccio a Francesco, al merch del fluido.net, e pare che col Bacca la Roma non sia assolutamente fatta a zero, è un ottimo colpo e stiamo sicuri che se questo poi sarà un'opportunità, Giuntoli potrebbe voler fare questa cosa. Sappiamo che a gennaio il Napoli di solito è difficile che fa le cose, specialmente se si va bene. Noi dobbiamo curarci che si va bene, in modo tale da essere in corsa su tutte le cose nostre. Certo, ho già sentito alcuni tifosi che dicono non facciamoci prendere poi dal fatto, la solita frase, non rompiamo il giocattolo. Se c'è da fare una spesa improvvisa che può migliorarci e può aiutarci ad arrivare non nudi alla meta, perché non farlo quest'anno poi particolare di rivoluzione? Magari non c'è un giocattolo che si deve rompere, c'è un gruppo nuovo che si sta amalgamando, quindi li può inserire, quindi siamo d'accordo. Kepler appena tornato, che piacere anche per me. Buonasera a tutti gli amici bellini, ma Ambrosino l'abbiamo mandato a fare il bagnino sul lago. Anche questo è un tema. Ascoltavo distrattamente la trasmissione di Paolo, non perché l'ascolti distrattamente, ma la trasmissione di Paolo è sempre interessante, ma perché stavo multitaskingando, e si parlava in effetti del poco minutaggio. Un tifoso è intervenuto, il poco minutaggio ad Ambrosino, che è chiuso da una bella concorrenza in attacco, e quello è un peccato. Lo dovresti mandare, ci deve pensare il Napoli, lo dobbiamo mandare a giocare dove può giocare titolare, in modo tale che mette chilometri nelle gambe, esperienza importante. Non vorrei esagerare, ma secondo me la partita col Torino sarà, dopo quella col Milan, la più complicata di questo inizio. Juric peggior nemico, il Toro è fisico tecnico e attenti a Vlasic forte. Allora, Vlasic tra l'altro se n'era parlato anche in orbita Napoli per pochissimo tempo. Quando se ne è parlato io mi sono andato a vedere delle cose e mi è piaciuto tanto, onestamente, e ha fatto un impatto nel campionato italiano subito importante. Secondo me è stato uno di quelli che anche nel fantacalcio sta togliendo delle soddisfazioni a chi ci ha puntato. Dobbiamo stare sicuramente molto attenti, è una partita che può essere una trappola. Anche loro hanno parecchi giocatori che tornano dalle nazionali, ma il Napoli, leggevo una statistica, è una delle squadre forse più stanche in Italia per numeri di minuti fatti nelle proprie nazionali, quindi dobbiamo sperare in una gestione di Spalletti, non dico scientifica, ma deve essere bravo a capire. Adesso stanno tornando alla sgocciolata, insomma, tutti i vari giocatori, e quindi bisognerà capire, fare tutte le analisi del caso e capire poi, per evitare infortuni, per evitare poi affaticamenti, ed è importantissimo. Un abbraccio a Flavio, tieni duro sempre Flavio, tieni sempre duro. Flavio è uno di quelli con cui sono riuscito a beccarmi a Napoli ed è stato un piacere, ma figurati, il minimo Camilla, non c'è assolutamente dubbio. Solbakken è stato mollato dal Napoli, che ha deciso di puntare sul giovane italiano Zerbin, e non che la Roma abbia beffato il Napoli, giusto per essere chiari. E questa è una delle... Sì, l'avevo anche letta io, poi bisogna leggere in varie maniere, non sappiamo se è stata poi una scelta dell'allenatore, magari. Immaginate un incontro, no? Giuntoli, guarda, c'ho quasi Solbakken pronto, lo possiamo affondare per gennaio, tu che ne pensi? E magari Spalletti dice, aspetta, fammi vedere Zerbin, magari possiamo gestire con Zerbin, se poi lo puoi prendere a gennaio io inizio con Zerbin, non lo mollare in quella zona che è un jolly, e magari se poi possiamo decidere di mandare Zerbin in prestito. Ci sono vari discorsi che possono essere stati fatti. Guarda là, bellissimo. Guarda, voi vedete, salutate, ma Popeyes dopo, perché si può fare adesso, perché dobbiamo fare 2 ore di fatti nostri sicuramente, poi dopo ci affondiamo anche nel pollo, perché quando si deve mangiare americano, quando invece si devono fare i piatti italiani vanno fatti bene. E quindi buonasera Arsenio Lupin, buonasera Valentino Siano, buonasera Nightbot, no,
Situazione Kim, spenderai 2 parole, perché no? Pare che il Manchester voglia offrire 50 milioni già a gennaio per bloccarlo per giugno. Vlasic mi sarebbe piaciuto davvero tanto. Allora, su Kim, ragazzi, è ovvio che è un giocatore che ha impressionato subito, è ovvio che ad oggi la clausola di 45-50 che dovrebbe andare in vigore solamente per luglio, in una finestra di luglio, dal 15 il 30 luglio, una cosa del genere, sembra poco, ma sembra poco oltre che per il valore del calciatore, che è indubbio, è un giocatore di sicuro affidamento, sembra poco se lo confronti con quello che le inglesi spendono per i difensori, perché sappiamo quanto è stato speso Van Dijk, non vogliamo paragonarlo a Van Dijk, ma se lo paragoniamo a un Maguire, che il Manchester United ha speso tantissimo per avere, eccetera, eccetera, e che non ha avuto un rendimento straordinario. È chiaro che un po' di preoccupazione uno ce la può avere, però non credo che adesso Kim, appena arrivato, già voglia mollare il Napoli e andarsene. Kim è uno che tra l'altro non ha sofferto, ascoltatemi, quella sensazione che a volte tifosi e forse anche giocatori addetti ai lavori hanno, che il Napoli si comporta bene ma non può vincere perché ci sono delle cose difficili essere i migliori in Italia per una serie di motivi. Kim non ha sofferto questo, quindi potrebbe, se il Napoli si comporta bene e a gennaio è ancora in corsa, potrebbe anche Kim dire ma aspetta, io sto bene, fammi fare un pochino le mie esperienze, perché poi nel campionato italiano Kim ha detto, è importante, ha detto io ho tanto ancora da imparare, e impari forse di più nel campionato italiano come tattica, come attenzione, come movimenti rispetto all'Inghilterra, che è una nazione dove si gioca un calcio molto più fisico, molto più di impatto, molto più di intensità. Quindi io non credo che ci dobbiamo mettere vedi, allora funziona. Bellissimo. Quindi andiamo tranquilli con Kim, non ci facciamo la testa prima che capita. E salutiamo e ringraziamo, l'abbiamo già salutato, ma Giorgio Mele da Insider, la notizia sulla Apple è totalmente falsa, la famiglia Mele, proprio lui, smentisce categoricamente. E quindi poi ricordiamo che le smentite il Napoli si diverte a volte a farle anche quando non sono vere. Ricordiamo la cosa di Amazon che poi apparse sulle maniche delle magliette, il Napoli disse no ma quando mai, noi ci siamo incontrati con Amazon solamente per parlare degli store, e invece non era vero, perché poi si è effettivamente avuto quest'altro tipo di collaborazione. Chissà, ovviamente la presenza di Tim Cook a Napoli, che non è legata a una storia, diciamo si vuole comprare l'Apple, si compra il Napoli, eccetera eccetera, era per avere una laurea honoris causa alla Federico II. La presenza di De Laurentiis ovviamente accende un po' la fantasia di tutti noi, perché Bezos, Amazon, eccetera eccetera, adesso Apple, tutti questi colossi, uno può pensare che il Napoli è attento e se può fare un altro accordo commerciale per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Tutti poi mi sono arrivate dagli amici bellini a maglietta del Napoli una mela gigante qua, però io ho detto se la devono fare la mela non la fanno grigia stile Apple, ma la fanno rossa stile Lete. E quindi chissà quando, se un giorno vedremo sparire la Lete dalla cosa. È un po' come la Pirelli con l'Inter, diventa immemore, rimane per anni e anni e anni. Vabbè, è un martedì pazzesco anche oggi, Salvatore, lo sai, lo sappiamo bene. Ultimamente per questioni di lavoro non posso vederti spesso dal vivo, continua così con la mia decente eloquenza. Grazie Mario, faccio il possibile finché la memoria mi aiuta. No, Navas ancora stiamo aspettando, non crederò più a nessun leaker, i Wikileaks. Napoli, Apple, notizia falsa, ma credo che il nostro Napoli stia facendo un bel salto di qualità. Manca una piccola cosa, Ciro, José o Marek in dirigenza, tra l'altro manca José. Sì, magari una presenza, uno di questi qua. Ovviamente possiamo, se volete, noi affrontiamo tutti i discorsi che facciamo in live, come vi vengono noi li possiamo commentare. Io ho visto quell'intervento di Mertens con la moglie, ma più che parlare di Mertens, che ormai lo conosciamo, è vedere Kat così innamorata di Napoli interrompere il marito mentre Simeone gli chiedeva allora quando torni, non torni, sei pronto a tornare presto, e Kat lo interrompe, sì subito, cioè proprio lei innamoratissima, e ci fa sapere Mertens che quando poi vanno in vacanza, vanno in dei posti a Capri, a Ischia, fermano Kat ancora più che lui per abbracciarla, per ringraziarla di tutto il lavoro. Mario, mamma mia, che generosità, grazie mille. È un super sticker che potete vedere più voi amici bellini della chat.
ma generosissimo, grazie Mario, apprezzo tanto, apprezzo tantissimo. E quindi Kat ha dimostrato lei di essere addirittura ancora forse più innamorata di Mertens della città, e le manca tantissimo, si vede dalle sue storie, insomma adesso si divertiranno sicuramente adesso dove stanno, però è indubbio che dagli occhi proprio di me, come state? Sto bene, però mi mancate, cioè, proprio non si può fermare questo amore bellissimo tra Driss e la città. Contro il Torino sulla destra con il numero 7 José María Callejon, magari. Peccato Callejon, insomma, chi è tra i nuovissimi, i più giovani tifosi del Napoli forse hanno visto nelle ultime stagioni un Callejon non proprio informissima, si è mangiato parecchi gol, era in una fase calante della sua carriera, però nei momenti, nell'anno da Benitez poi a Sarri, Callejon è stato straordinario, non ne saltava una, era sempre tatticamente prezioso, mamma mia che giocatore. Abito in Germania, se il Napoli vince lo scudetto vado a piedi fino a Napoli. Mario, guarda, io non posso fare questa scommessa con te perché c'è l'oceano per lo mezzo, quindi dovrei poi nuotare, diventa complicato. Però ti assicuro che come te in Germania, io qua da New York, qualche cosa di folle succede. Succederà e ne faremo testimonianza qui sul canale sicuramente. Buonasera Valerio, buonasera ai moderatori e a tutti gli amici Perini e Forza Napoli. Mo me ne posso pure andare, ho fatto il mio davvero. Il like, quasi si dimenticava il like, ma è impossibile proprio. Ma la Nation League era così necessaria con i tempi stretti per il mondiale? Ci credo che ci sono stati così tanti infortuni muscolari. Inter e Milan stanno tirando le madonnine, è vero, più di noi fondamentalmente sì, abbiamo questi acciacchi che dobbiamo monitorare, però altre squadre hanno sofferto anche di più e dobbiamo vedere. Io non lo so quanto sia necessaria. Alla fine se non fai la Nation League comunque ci avrebbero messo delle amichevoli. Sono cose noiose effettivamente, io eviterei, e penso anche i presidenti delle squadre eviterebbero. Laurentiis ne parla spesso e su questo c'ha pure ragione da vendere, li paga lui, poi li deve mollare, gli ritornano infortunati, poi noi abbiamo dei giocatori nello specifico che sono più propensi agli infortuni, vedi Osimhen, vedi lo stesso Lozano, che alla fine tu li paghi anche profumatamente. Fondamentalmente noi abbiamo non a disposizione quelli che paghiamo di più, se ci rifletti, perché proprio Osimhen e Lozano sono tra quelli più pagati, quindi veramente è un peccato. Se non sbaglio Demme e Bobotta li abbiamo presi a gennaio, giusto Angela? Penso che ti riferisci a gennaio, sì. Era quell'anno tremendo dove il passaggio da Ancelotti a Gattuso individuò nel centrocampo un momento chiave dove praticamente il Napoli non faceva filtro, non impostava bene, e con Demme e Bobotta, poi più Demme che diventò subito titolare, sistemammo un po' il centrocampo. Io ricordo benissimo, e tu li ricorderai con me, poi devo ringraziare fragilemente Aghil, che le mie analisi tattiche furono facilissime. Dice, allora vedi che si può giocare a pallone con un centrocampista che sia un centrocampista che si mette là, e Demme ci faceva vedere proprio questo. Poi Bobotta nello suo stato non di forma eccezionale magari non ebbe quell'impatto. Adesso stiamo vedendo anche quando era importante Bobotta, e lì sì, lì c'era proprio da riparare. Lì perché ho fatto il paragone? Perché non c'era da rompere un giocattolo che stava andando bene, ma c'era da riaggiustare un giocattolo che si era ampiamente rotto, e ricordiamo anche nello spogliatoio. Preferirei più Marek se dovessero presentarsi situazioni tesi, almeno porta il vino Marek che ho visto nelle vinerie a Napoli. Sì, fatemi ringraziare l'ottimo che poi c'ha la foto che mi fa sempre ridere, sempre un piacere ascoltarti, sempre un piacere ringraziarti, amico mio, e ovviamente noi degli abbonati parliamo poi tutti i giorni e mi date sempre degli spunti, lui è sempre sul pezzo, veramente rendete poi quello che è il mio compito anche più facile, perché non mi perdo una notizia con voi. Se si dovesse vincere devi andare sulla Statua della Libertà a sventolare il nostro bandierone. Ma è una bellissima idea, Albert Garland, è una bellissima idea, la sposo e me la ricorderò. Ma ne faremo tante di cose, non ve lo fate dire, però insomma. Grande stacanovista, l'ho amato tantissimo. Felicissima sera a Johnny Bahamas, a tutti i signori gravattati.
Vedi? Sergio dice avrei fatto il giallo pure io con il giro. Ah, stavate parlando di Manolas, anche quello non è mancato nel gruppo. Quella cosa, perché poi quando vi allargate e fate queste presentazioni così, e quelli sono animali, lo so, sono animali probabilmente sedati, tranquillizzati proprio medicamente, eccetera eccetera, ma un leone a pochi metri da te che bello e buono sbadiglia solamente così mi sarei messo sicuramente così. Quindi sì, Manolas protagonista di questo siparietto, insomma, anche lui poi non ha avuto vita lunga all'Olympiakos. Allora, credo che la coppia, andiamo probabilmente subito nel conquibus della tattica, credo che la coppia difensiva domani sarà JJ e Kim sulla destra, che poi è la sua posizione naturale. E questa è una delle ipotesi che ho fatto, caro Fuori Onda, nel video di oggi pomeriggio, che potete poi andarvi a recuperare se non l'aveste visto, dove parlo di questi due dubbi fondamentali. Uno in difesa, perché Rachmani ci dicono un po' acciaccato e quindi potrebbe giocarsi una carta Ostigard o una carta JJ, spostando in effetti Kim sulla destra. Kim si è adattato subito sulla sinistra e sembra il suo ruolo naturale da sempre, ma sappiamo che essendo destro di piede potrebbe anche trovarsi meglio, e quindi questa è una delle possibilità. E poi abbiamo i dubbi, quelli là in attacco, ovviamente lì poi ci sono tante discussioni da fare, chi non vuole vedere Elmas, chi non vuole vedere più Zerbin, e uno dei due probabilmente sarà quello destinato a quella fascia. Voce Altani Sampdoria. Marco, non ho sentito sinceramente questa cosa, ma questo Altani, perché poi ce ne sono tanti, non lo so a quale si riferiscono, è quello là che spesso twitta sul Napoli? Perché ce n'è uno che spesso proprio Forza Napoli, che ogni tanto ci fa esaltare, ci fa sognare. Io coloro d'azzurro, la Sagrada Famiglia, perché da Barcellona tutta azzurra, ma non la vergognoso. Jacopo non fa sconti, ciao Roberto, Angela si ricorda, un abbraccio di nuovo attore. E a Drugowski, un abbraccio a tutti gli amici Civellini, a buon Valerio, finalmente riesco a seguire la live in diretta. Nel prossimo Tour de Force il turnover aumenterà o si manterrà simile agli ultimi impegni? E questa è proprio la domanda bella che ci farà, che probabilmente si farà domani in conferenza. Noi staremo attentissimi domani e non vi farò mancare il video di analisi di conferenza, e mi aspetto proprio questa domanda qua. E io questa è una cosa che avevo chiesto a Spalletti prima ancora della fine del calciomercato, specialmente quando è stata fatta ufficiale l'operazione Simeone. Io questo avevo chiesto a Spalletti, spero che Spalletti capisca, perché sappiamo che Osi, per come entusiasmo e per la sua fisicità, è un titolare inamovibile, ma spero che Spalletti capisca i momenti di Simeone, perché Simeone è uno di quei giocatori che nella sua storia ha quei momenti di forma straordinari che segna, raffica ed è inarrestabile, spesso contro di noi, proprio nella sua storia, e altri momenti in cui meno. Allora Spalletti deve essere bravo a capire i momenti di forma e non avere dei titolari inamovibili. Secondo me è un po' esagerato contro il Lecce, quindi siamo tornati a un turnover un po' più conservativo. Adesso dovranno parlare i numeri, le analisi proprio scientifiche anche dei muscoli dei ragazzi, però sappiamo già che per quanto la rosa sia bella più ampia degli altri anni, sappiamo che per esempio di Lorenzo non le saltate mai, sappiamo che Kim comunque è un punto di riferimento, gli altri si stanno alternando un po' di più, ma Lopotto, che in questo momento sembra inamovibile come a chissà, si possono muovere intorno a loro di più, però alcuni sono difficili da togliere in questo momento. Quindi vediamo. I leoni devono stare nella giungla e non negli zoo. Manolas complice di assassini legali della natura selvaggia normale. Ah, quindi tu vai oltre proprio la cosa sportiva, e lo capisco pure. Ti devo dire la verità, lo capisco pure. Come Altani, come se piovesse. Il cappellamento a destra come se fosse Altani. Come ti viene in mente? Ma quello non sarà manco stata un'idea sua, sarà sicuramente uno show della squadra, che non lo so. Altani è tipo Esposito Veronao, e infatti si chiamano tutti Altani. È lo stesso, mi dite? Postò Forza Napoli anche dopo la vittoria con il Milan. È uno che è appassionato di calcio, e secondo me è appassionato di calcio italiano più degli altri. Ecco perché ogni tanto escono queste cose. Altani la blinda. Puoi sbagliare 10 gol ma non contribuire alla stazione dei Leoni, non scherzo, galera per chi appoggia gli zoo, ma ci sta come
come discorso proprio etico. Lo zoo è un discorso, io sono stato ultimamente allo zoo del Bronx e vi devo dire la verità, ho sempre questi mix feeling, mi dispiace che stiano lì in un ambiente che non è loro, contemporaneamente penso che li trattino bene gli animali, penso che alcuni degli animali che stanno nello zoo sono poi nati già in quella situazione là, in qualche modo qualcuno è più protetto rispetto alla natura, però la natura la dovresti lasciare fare il suo corso, quindi non è che poi il leone deve attaccare la gazzella, sì, però sto salvando la gazzella dai leoni, ma il leone gli serviva una gazzella da mangiare, quindi è un discorso particolare. Buonasera amici bellini, avete lasciato il like, vi siete iscritti al canale? No? E a chi state aspettando? Chiede Fabio Versatile, e fa bene a chiederlo, e voi fareste bene a rispondergli. Cassano che ha detto che il Napoli... Ah, hai ragione. Vedi, questo è il bello poi della live, perché io non ho voluto fare un video specifico per Cassano, perché poi là non mi sembrava il caso. Però c'è stato questo botta e risposta tra Cassano e Renica, oltre le righe, cioè poi una volta può capitare così, ma poi quello che risponde pure, Cassano risponde a Reni che dice qualcuno ha risposto io non lo conosco nemmeno chi sono, ripeto, scappati di casa eccetera eccetera, e Reni che risponde e dice allora vediamo se ti posso portare in tribunale, così per me bisognerebbe evitare queste manfrine, perché sono manfrine, ognuno può avere il pensiero che vuole, sarebbe meglio essere un pochino meno trancianti in generale, perché poi fai brutte figure, e secondo me se poi andiamo a vedere poi con la squadra, sì, è chiaro che il secondo scudetto il Napoli era parecchio più forte, ma quelli là non li puoi chiamare scappati di casa, perché secondo me quei giocatori là, se li metti in campo oggi, lo vincono lo scudetto, cioè sono in grado di lottare con quelli che ci sono oggi, perché questa è una mia convinzione personale. I giocatori delle nuove generazioni sono più scarsi, credetemi, pure tecnicamente secondo me sono più scarsi, capaci che fanno il freestyle col pallone, ma secondo me erano più forti quelli là di qualche anno fa. Poi subito dopo quella generazione lì dei Ferrari o dei Romano eccetera eccetera, poi c'è stato quel periodo d'oro dell'Italia, secondo me, quando ci stavano i Zidane, i Davids, i Nedved dell'epoca d'oro, quella Lazio particolare, quella Roma particolare, prima ancora delle milanesi e delle cose, quelli erano proprio giocatori fortissimi. Vabbè, mi è tornato in mente il video di Vale con il pavone, quello sì che è stato divertente, ne ho infatti altri, ho incontrato altri pavoni al Bronx Zoo. E saluto Alessandro Ludovico Stresa. Qualcuno ha detto triple, tu l'hai detto sicuramente Alessandro. Comunque occhio al campo pesante se piove tanto sabato, il Torino ci sguazza nelle mazzate nel fango, a sinistra Olivera contro Singo obbligatoriamente. Mi piace, sai, questa sfida che proponi, perché Singo è uno che va, però c'ha sicuramente, ecco qua, si blocca tutto, ne recuperiamo, spero che mi possiate ancora sentire, magari c'è un po' di lag, ma c'è un recupero, spero che fatemi sapere se si è laggato un attimo, nel frattempo recupero. Però Olivera Singo mi piace come risoluzione della sfida, perché sì, Mario Rui molto bene, però un po' è capace che se loro alzano questa palla su Singo, sempre che giochi Singo titolare, un po' più di fisicità di Olivera potrebbe essere importante, e nel frattempo mi sa che devo ringraziare un amico che si chiama Tore, che fa falanga, che c'ha i pound. Lasciate like, altrimenti siete scappati di casa. Le naziomali, grazie Tore, sempre. Sono passate le naziomali. Fortunatamente sembra che a sto giro siamo usciti indenni senza aver pagato dazio, più o meno. Nel breve, speriamo anche nel lungo. Sabato ipotizziamo un 4-3-2-1 addirittura. Io non ipotizzo cambio di modulo. Ovviamente il 4-2-3-1 è un parente stretto del 4-3-3, tutti parenti del 4-5-1, insomma una punta, poi questo 2-1 può essere considerato con gli esterni che sono un pochino più centrali, un pochino più interni, li vedremo sul campo. Io credo che Spalletti si tenga stretto questo sistema di gioco, e poi più che i numeri, insomma 4-3 l'abbiamo visto, ma questo sistema di gioco che il Napoli sta facendo molto bene. Sì,
Sì, Guido, nonostante i suoi impegni, mi ha promesso che sarebbe passato a salutarci. Vi sentite molto bene? Sì, stavo laggando molto male. Stavo nel lago di Como insieme ad Ambrosino, ovviamente. Un abbraccio a Navajo. Ha visto la live, Cassano metteva a confronto il livello di un extraterrestre e quella squadra che pur essendo forte... Ah beh, allora è chiaro, Andrea, fai bene a dirlo, perché poi molti poi lo riportano male di proposito per far uscire il titolo che fa. È chiaro che se metti a paragone Dios con chiunque, lo puoi mettere nella squadra dei Galacticos del Real Madrid insieme a Beckham, a Roberto Carlos, comunque loro sembrano più scarsi, è chiaro, lì è logico che lo puoi dire scappati di casa, però forse è meglio evitare certi termini, ma lo fanno di proposito, perché poi dopo il titolo viene fatto in un certo modo e se ne parla e poi non facite la domanda, Coppa Cassano e ci sta, non ha laggato, meglio scappati di casa che scappati di testa. Buonasera Polli, salutiamo Polli alla grande, tutti bellini e bellissimi. Credo che la tua formazione tipo è la migliore possibile, Vale. Raspadori potrebbe partire carico dalla panchina, forte delle partite nazionali. Partita tosta, a destra penso che Elmas ha più esperienza. Sicuramente, Vale, io credo che vedi, ho fatto questo ragionamento su Spalletti. Ricordate che io mi chiedevo, vuoi mettere Simeone che è contentissimo di aver fatto il gol contro il Liverpool in Champions e lo fai giocare contro lo Spezia e Raspadori per dare la continuità dell'entusiasmo? Lui fece proprio il contrario, dice Simeone sta contento, lo lascio in panchina e faccio giocare Raspadori. Poi ti è andata pure bene che Raspadori segna alla fine. Ecco, potrebbe fare lo stesso discorso, Raspadori sta contento in panchina e te lo conservi un attimo, anche perché ha fatto più fatica di Simeone e quindi potrebbe essere un pochino più stanco. Parti con Simeone, hai Raspadori che eventualmente può dargli il cambio o glielo puoi aggiungere a Simeone per far giocare un 4-2-3-1, comunque aggiungere più forza in attacco. E quindi questo è il discorso. Su Elmas Zerbin possiamo aprire un discorso importante. Ho letto già intraletto commenti di amici bellini molto decisi sulla questione, così molti che dicevano io Elmas non lo voglio vedere più, molti che già dicevano io Zerbino non esiste proprio, ha fatto malissimo finora, eccetera eccetera. Quindi come sceglie fa male Spalletti in questo momento, perché qualcuno dirà hai visto? Sicuramente siamo a 144, arriviamo a 150 per una questione di cortesia, possiamo arrivarci. I due dietro Simeone di Coccovare, uno tra Elmas e Zielo, con Dombele insieme ad Anghissà e Lobotka, sicuro Olivera per fisicità. Interessante, non ho pensato a Dombele subito titolare, potrebbe però esserci il discorso Dombele, ovviamente insieme ad Anghissà con Zielo più avanti, quindi ne metteresti tre. Fai Lobotka, Ndombele e Anghissà, quindi con Ndombele vicino a Zielinski. È molto imbottita sicuramente di centrocampisti così, e quindi metti Kvara a supporto di Simeone con Zielinski. Guarda che non è mica male, è bella, Fabio non dice cose a caso sicuramente, però non lo so se Spalletti se la sente poi di cambiare i momenti in questo momento, visto che le cose comunque stanno andando abbastanza bene. Arriviamo a 200 per una questione di cortesia. Come evitare il fallo sistematico del Toro? Questo è impossibile perché col palleggio loro il fallo comunque te lo fanno e tu devi essere talmente veloce che non ti beccano proprio negli 1-2, tu sgusci e stai avanti a loro e quindi il fallo sistematico lo eviti forse più che col palleggio, lo eviti col lancio lungo, ma il lancio lungo non lo facciamo, anche perché senza Osimhen è difficile fare il lancio su Simeone. È un'idea che lo puoi fare, ma non è quella boa, diciamo alla Biroff, se vogliamo così. Quindi il fallo sistematico, secondo me, loro lo faranno, lo puoi evitare solamente con un arbitraggio un pochino più severo dall'inizio, e non lo so. Vai, Navaco, se posso, nelle indiscrezioni vado. Non c'è problema. Preferirei Mario Rui da titolare perché in fase di possesso potrebbe essere molto utile come sempre, perché con Kvara dalla sua potrebbe tenere schiacciato Singo, magari Olivera nel secondo tempo, e questo sicuramente è un pensiero che Spalletti starà facendo. Partita intensa
a livello di Milan, Simeone è più fisico. Visto che si parlava di Dem, con il suo ritorno in squadra finalmente possiamo avere un vice Lobotka, visto che lui, seppur molto scolastico, più scolastico dello slovacco, il play può farlo. E siamo d'accordissimo, Rossella, siamo d'accordissimo, un po' più scolastico. Adesso Lobotka ci ha fatto vedere cose veramente straordinarie, però io non mi posso dimenticare l'apporto di Dem quando poi era titolare inamovibile, ha fatto non bene, benissimo con il Napoli, quindi e anche qualche gol, molto dinamico. Bene, sabato Kvara rimedia il rigore e lo segna. Questo è un altro tema. Abbiamo visto Kvara tirare dei bei rigori con la sua nazionale e potrebbe anche farlo con il Napoli. Non va bene. Vabbè. Con il gioco in ampiezza pure, ma te lo fanno il fallo, te lo fanno sempre. Problema con i cambi, sì, vediamo un pochino anche quella che ci propone Francesco. Meret, Di Lorenzo, Minge, Ostigard, Matteo Solidano, Lobotka, Chissà, Zielinski, Kvaratskhelia, Zerbin e Simeone. Quindi lui risolve con Ostigard e Zerbin i due dubbi Rachmani e Politano Lozano, e ci sta. Questa è una formazione logica, è un po' quella che ho in mente. Cioè, il dubbio Mattia Olivera, Mario Rui, che forse lo sto risolvendo ascoltandovi in favore di Oliveira, dipenderà molto se giocherà Singo, perché lì c'è pure un ballottaggio, però insomma così. Sì, l'ho visto, il fatto del Leone, ne abbiamo parlato inizio live. Abbiamo l'Ajax e fa bene a ricordarcelo poi, Fabio, abbiamo l'Ajax subito, quindi credo sia più importante la fisicità dopo la nazionale, e anche questo è un discorso che sicuramente Spalletti dovrà tenere presente. Siamo a 150, possiamo far meglio, ma già non è male. Essendo sempre molto fisiche, le squadre di Juric secondo te potrebbero soffrire un po' di più atleticamente se riuscissimo a far girare palla velocemente? E quella credo sia poi la cosa che Spalletti ci dice spesso, no? Al di là del vincere i duelli, che però ti può fare la differenza, ma non è una caratteristica del Napoli storicamente, se tu fai girare velocemente la palla, e questa è una cosa che spesso Spalletti, anche nelle vittorie di cui si è lamentato Spalletti, a Rachmani, ai difensori centrali, di far girare più spesso, di far passare la palla, gliela dai a Lobotka, ti ritorna benissimo, ricomincia senza avere fretta di lanciarla, la fai girare velocemente, si crea quel buco se poi ti seguono, e lì poi guadagni poi superiorità numerica in una nuova fase del campo, e lì poi devi essere bravo nell'imbucato. Sembra facile, a dirsi è facile, poi lo devi far bene. In attacco si potrebbe mettere Elmas, Simeone e Kvara a destra. Zerbin in una partita come quella del Torino rischia di fare una brutta figura e poi lo perdiamo proprio. È un discorso che ci sta. Kvara a destra, qualcuno se lo ricorderà, io dissi in epoca non sospetta, dopo aver visto le partite con la nazionale di Kvara, prima ancora di vederlo con il Napoli, ho detto io Kvara lo vedrei benissimo anche sotto punta, con la libertà poi di trovarsi lui la zona di campo dove può essere più decisivo, perché con la Georgia lo vediamo ritrovarsi spesso anche a destra con più di libertà di fare e di disfare. Quindi Kvara mi piaceva anche tantissimo sotto punta, sta facendo benissimo a sinistra, adesso non lo toglierei da lì, però sicuramente in momenti della partita o in una fase di grandissima emergenza, provare Kvara a destra e lasciare Elmas un pochino più a suo agio a sinistra potrebbe essere una soluzione. Kvara te ne vinto una, non è che Elmas sia vecchio, però Elmas è già stato mortificato abbastanza dall'adattamento, mentre Kvara di meno, quindi Spalletti lo potrebbe fare questo discorso. 162, qualcuno fa qualcuno l'ha messa e l'ha tolta, vabbè, quelli sono gli amici, quelli là che mi seguono ancora di più, però non mi vogliono bene, però seguono, però controllano tutto e poi mi dicono che non so cucinare. Sì, anche l'Ajax come il Liverpool, la realtà l'ho vista sta cosa, sinceramente non lo so, speriamo veramente di rispondere sul campo a tutte queste squadre e poi ci possiamo divertire con i meme finali, perché poi è fastidioso, non lo so. Allora, la mia la mia ispirazione, la più grande donna Jane, la più grande donna forse di sempre, Jane Goodall e tutti coloro che la somiglia cambiano il mondo.
vedi, poi state parlando poi di cose vostre, adoro. Però forse a destra perdi troppo le caratteristiche di Kvara con Elmas, che a sinistra non è quando Kvara. Poi esatto, perché perdi un po' quello e un po' quello. Però per caratteristiche posso fare entrambe le cose. Secondo me questa rosa sarebbe bella in un 4-3-2-1 con Kvara e Raspadori sotto la punta. Anche Elmas potrebbe giocare nel suo ruolo, ovviamente è una mia fantasia e non è da Spalletti. Sì, Domenico, ma infatti questi giocatori poi se uno li va a mettere in campo alla Football Manager, alla Scudetto, tutti questi qua possono poi dare il loro meglio anche in altri moduli, non devono essere per forza inquadrati in un 4-3-3 fisso. Vai tranquillo con Kvara se lo accentri un pochino, con Raspadori più accentrato, uno di questi due può essere tranquillamente Zielinski, uno di questi due può essere anche Elmas, o li puoi mettere poi in mezze ali. È chiaro che si può fare, poi dipende dal lavoro che si è fatto anche in preparazione, perché poi in fase d'attacco cambia veramente poco, perché ci sono i momenti in cui gli esterni si accentrano e quindi la puoi leggere anche così, e in fase difensiva che cambia un pochino chi poi deve stare, perché se questi due sono più centrali non è poi la mezzala del 4-3-3 che va ad aiutare la prima punta nel primo pressing come fa Zielinski e come ci fa vedere anche nel 4-2-3-1, ma potrebbero aiutare loro, e quindi poi sono i mediani, diciamo le mezze ali che devono poi allargarsi se si sviluppa poi il gioco degli avversari sulle fasce, quindi è più la fase difensiva che cambia in questi moduli qua, ma ce lo devono far vedere prima, se no io non vi posso parlare di cose che non facciamo. Abbiamo un conte, un nobiluomo, abbiamo un nobiluomo, Gesù, che per sicurezza gli diamo un paio di pistacchi, anche perché credo che sia roba di Lombardia. Ma poi se insiste Polli e Bepi e tutti gli altri sanno cosa fare, perché non potrebbe perdere tempo. Noi vi diamo un po' di affetto con un TVB, se poi si insiste i bambini devono andare a dormire, mandateli a dormire. Amiche bellissime, Simeone dal primo minuto a fiuto del gol. Sì, Mike, ne stiamo parlando, adesso vediamo. Vedete i rumori? Pure... Mamma mia, proprio ci teneva proprio assai a sgasare. Buonasera Pepi, buonasera. E quindi sì, Simeone ne stiamo parlando, secondo me in vantaggio su Raspadori in questo momento. Speggiorin, buonasera a tutti, secondo me Lozano almeno un tempo lo deve fare. Vediamo come torna, sicuramente lui non sarà contento di saltarne un'altra, proprio nel momento in cui Politano, come diceva pure Valentino, nel momento in cui Politano è fuori di sicuro, lui essere acciaccato sicuramente farà di tutto per dimostrare di potercela fare, e magari ragazzi è meno grave di quello che stiamo pensando e parte lui da titolare. Noi ci siamo fatti delle ipotesi nel caso in cui, che anche perché sarà uno di quelli che tornerà più tardi degli altri, quindi lì sarà costretto a valutare last minute Spalletti. Vediamo. 12 partite in 40 giorni, sicuramente ci sarà uno scivolone, ma fa parte del gioco e ci sta, Felice, figuriamoci. Speriamo che arrivi il più tardi possibile, speriamo che insieme agli scivoloni possibili, plausibili del Napoli, ci siano scivoloni di altre squadre, in modo tale che noi continuiamo a dire la nostra in fasi alte della partita, della classifica, e speriamo che il quando ci faccia arrivare lo scivolone nel momento giusto, perché poi è giusto dirlo, lo dice anche Ancelotti, i momenti di difficoltà arrivano, quelli bravi sono quelli che li fanno durare di meno i momenti di difficoltà. Un abbraccio Fabio. Ora, senza Immobile come farai? Allora tu mi stai perché non solo io perdo Immobile, carissimo Francesco Fucci da Barcellona Azzurra, si parla ovviamente del fantacalcio, ma penso di aver perso anche il portiere Maignan. Penso di aver secciato parecchi di loro e sto in grossa difficoltà, sono proprio contento di essere in grande difficoltà con fantacalcio, perché vuol dire che le mie squadre avversarie, non voi ma le avversarie del Napoli, stanno in difficoltà perché non ho preso nessuno del Napoli, ho fatto proprio apposta nessuno del Napoli, in modo tale che se mi vengono meno i miei va bene il Napoli, vado male io, va bene il Napoli, se poi vado bene io almeno mi tolgo la soddisfazione. Ma
Questo è tutto. Il nobiluomo. Siamo molto indietro con i messaggi. Signore, i rumori, i limoni. Recuperiamo tutti i messaggi che sono scattati velocemente, ma un altro fatto da centrocampo, da centravanti intendi, da parte di Simeone ci dispiacerebbe, i leoni devono stare nella savana e basta, e siamo d'accordo, Valeria che è d'accordo con Jacopo. Un altro fatto da centravanti, e sarebbe proprio da auspicarcelo. Che bello, che bel gol che ha fatto Simeone, bellissimo. Osimhen con una squadra super sbilanciata come l'Ajax poteva fare il devasto, peccato. Adesso si parla di un ritorno con la Cremonese, vediamo, ovviamente un ritorno con la Cremonese poi non significa che le deve giocare poi tutte dall'ora in poi, potrebbe anche, capito, un recupero piano piano, ti fai 70 minuti, poi te ne vai in panchina, poi recuperi, la prossima partita ne fai 80, una la salti, ecco, ci possiamo aspettare questo perché sono troppo ravvicinate, quindi i problemi muscolari si possono ripresentare ed è un peccato. Condivisione nerd, stasera diretta di Valerio mentre gioco a Monkey Island. Wow, il nuovo serata super. No, Marca, tu mi devi spiegare il nuovo Monkey Island. Mi interessa moltissimo, anche perché ero un fan all'epoca e magari con nuove grafiche, nuove cose, approfondirò. Lozano gli vogliamo bene, ma si mette il cuore in pace riguardo a sostituzione, amico messicano e il calcio. Ti passano 15 minuti per dimostrare di essere un mostro e siamo proprio d'accordissimo. Ho comprato la maionese e la metto sul pollo. I rumori, avete visto? I scivoloni quest'anno saranno ben accettati, questi ragazzi danno tutto e con coraggio, poche critiche e soprattutto costruttive. Sì, e dobbiamo aspettarceli e non dobbiamo essere sorpresissimi se capiteranno, perché comunque è una squadra giovane e dobbiamo essere bravi, e in questo canale, in questa community noi lo siamo. In generale vi devo dire che per esempio non c'è stata molta comprensione per quanto riguarda Zerbin. Lo vogliamo considerare giovanissimo o non giovanissimo, comunque come numeri di partite sono poche e quindi è un giovane sotto questo punto di vista. Ho sentito critiche anche molto, molto toste sul ragazzo, possiamo capirlo o meno. Road to 200 like, dai, fate il favore a Polly, oltre che a me e più a lei, ma insomma un po' più anche per voi. Io ho preso 7 giocatori della Juve a Fantacalcio proprio per aiutare la barca, lo so, Fabio, lo so, anche il sistema con il Fantacalcio, sì, praticamente sì, e credimi, cioè se veramente il Napoli ci toglie uno sfizio quest'anno è tutto merito nostro, che con il Fantacalcio stiamo azzoppando gli avversari, perché poi uno sa che mette le cose in campo e ti vanno male così. Passo giusto per il like perché sto con la mia lei, recupero un bacio a te e alla tua lei. Grazzotto, le analisi tattiche di stasera evidenziano la profondità della rosa attuale, lontani i tempi di Callejon, Insigne centravanti per l'assenza di Mertens o le bizze di Milik. Sì, ricordi bene quando si doveva inventare un nuovo falso 9, si doveva provare con Insigne, così che poi qualche minima volta l'ha fatta a controvoglia, l'ha fatto anche in nazionale, sì, ce lo ricordiamo bene. Questa volta abbiamo delle soluzioni un pochino più logiche. Partecipa anche tu con le dirette di Caffè Napoli 1926, la tua competenza manca un botto qualche volta a tempo per... No, sicuramente, io voglio farlo, veramente sono state settimane toste, lo avrete notato anche sul mio canale, sull'Azzurro Fluido, che a volte vi sono mancati proprio i video miei, che io cerco di fare quotidianamente. Volevo fare l'approfondimento con la live non oggi ma subito dopo il Milan, perché ci stavamo divertendo a fare quello e non ho avuto proprio il tempo di farlo. Sicuramente tornerò dagli amici di Caffè Napoli, tornerò a trovare in un mercoledì con i numeri una delle loro trasmissioni, perché mi fa piacere e poi li seguo sempre, non c'è dubbio. Come posso comprare una maglia del Napoli da te? Una maglia del Napoli da me non si può, io non le vendo, ma ci sono le maglie mie che poi strizzano l'occhio al Napoli, ovviamente senza poter utilizzare loghi ufficiali, eccetera, eccetera. Fatti un giro sul fluido.net, www.fluido.net, dove aggiornerò tutto anche con robe vesuviane, con i nuovi loghi, eccetera, eccetera. E vediamo. Grazie per avermelo chiesto.
Ma la tua lei non è quella del 1926, questa è la mia lei, è del 1926. Davide Predrillo, un abbraccio. E chi ha messo non mi piace, ma le flasciate glielo mettere, ma figuriamoci. Io tengo paura che i cattivoni si vengano a prendere Lobotka e non Kim. Tu dici a livello di calciomercato, sicuramente io credo che Lobotka stia per i suoi numeri importanti a livello di stati, perché poi non è un giocatore appariscente se guardi solo gli highlights delle squadre. Se invece te li vai a guardare, perché il Napoli che sta nella fase del primo in classifica eccetera eccetera, i direttori importanti che mandano gli osservatori vedono che poi il fulcro del centrocampo è Lobotka, che si vedono tutti i numeri, ma se poi vai a vedere i numeri, tutti i passaggi riusciti, il fatto che non perde mai la palla eccetera eccetera, è meno appariscente di altri. Un Anghissà ruba l'occhio di più, uno Zielinski ruba l'occhio, però Lobotka fa un lavoraccio incredibile, quindi se se lo sono guardati, a chi dovesse servire poi quel ruolo, il problema, cioè la cosa su cui dobbiamo sperare è che centrocampisti ce ne sono di più probabilmente rispetto a difensori così affidabili. Ecco perché esce subito il nome di Kim ed ecco perché si parla del Manchester United che hanno fatto un buco nell'acqua con Maguire fondamentalmente, mentre con i centrocampisti si può fare di necessità virtù. Per quello che stanno facendo i giocatori, soprattutto quelli che non hanno molta esperienza, a fine stagione in qualsiasi modo andrà sarà una soddisfazione. E così, se ce la vediamo così alla grande, mi blocco. Hai ragione Fabio, basta. Vedetevi che sto facendo fare freddo il mio lunch e non volevo fare nemmeno pubblicità perché non mi pagano. I like, forse, subito. E poi c'è il gol di Mert. Ti ricordi che purtroppo quella può diventare una cosa del futuro. Non ce l'hanno, io volevo farla uscire per il 150esimo gol di Mert, sarebbe stato un numero bello. Non fa niente, è stato tolto, molto bene. Vale, possiamo chiedere a Guido la statistica sui minuti effettivi giocate in queste prime giornate? Sono curiosa di vedere poi col Torino quante riusciamo a fare. Ed è una bellissima richiesta che sicuramente Guido ci aiuterà a scoprire. 180 siete carini, possiamo però arrivare a 200, senza dubbio. Il rinnovo di Meret fino al 2024 e non oltre è un'ottima idea. Un abbraccio a Marietto Pirolla. Come lo vedresti Ostigard nei calci piazzati? È molto bravo. Sì, Angela, è uno di quelli che attacca molto la palla. Potrebbe essere importante insieme, perché poi un po' tutti i difensori centrali nostri sono propensi al colpo di testa. Rachmani qualche gollettino lo fa, Kim ha subito cominciato a farlo, Juan Jesus, ce lo ricordiamo, l'anno scorso ne fece uno pure un autogol. Però secondo me Ostigard rientra in questa caratteristica dei difensori centrali che possono segnare. Ma come si mette su like? Beh, c'è il tastino del pollice che sta qua giù e si vede. Se poi te lo stai guardando in televisione probabilmente è complicato. Mamma santissimi, il like, si è dimenticato pure Peppy Fox, vedi? Capita, io non me la prendo. Buonasera Pasquale. Geraldo Salato a New Haven, non sei lontano da me, molto tifoso del Napoli, grande Geraldo. Seguimi anche su Instagram @Valerio Fluido, perché capitano le serate in Connecticut e ti posso anche invitare e ci vediamo, ci beviamo una cosa. Capito spesso a New Haven, vai. Fa piacere. Con la curiosità sul Lobo sarebbe vedere quanti chilometri si fa palla al piede e per quanti minuti ha tenuto palla. Non so se ci siano questi tipi di caratteristiche. Le cercheremo, Giorgio, sono belle. Nel frattempo meglio così, perché stava un pochino tutto -10. Dai ragazzi. 3 o 4 li tiene Fabio conservati, vediamo un pochino. Non bisogna aver timore se dovesse essere necessario in futuro cedere un nostro giocatore. Io penserei a confermare Giuntoli, vedi il discorso molto molto maturo. Giuntoli e i suoi collaboratori, non so quando scadono i loro contratti. Allora, possiamo poi chiederlo al nostro Guido quando tra un po' ci raggiungerà.
Giuntoli, se non sbaglio, l'anno prossimo o tra 2 anni, cioè sarà nel 2020, fine 2023 e per il 2024 questo dovrebbe essere. Ecco perché io non mi sono sorpreso tanto dell'accelerata sul mercato del Napoli, perché ho avuto questa impressione, dici io comunque devo ringiovanire, devo fare, approfittiamo che abbiamo avuto parecchie richieste per dei giocatori che stavano in bilico, vedi Fabian Ruiz per esempio, così ce ne liberiamo, facciamo tutto quella rivoluzione e approfitto della presenza di Giuntoli finché c'è, che poi il Napoli non è che ha speso soldi che non aveva, eccetera, eccetera, soldi che aveva, molti dei spesi dei soldi di Koulibaly, eccetera, eccetera, reinvestiti subito bene, c'hai Giuntoli, vai caro, vai tu, perché tu sai individuarmi delle pedine fondamentali, e ha fatto alcune operazioni quasi miracolose Giuntoli, quasi come a dire approfittiamo che ancora ci sta Giuntoli, perché potrebbe poi un domani Giuntoli avere voglia anche di un'avventura diversa, salire di grado, di ingaggio, di andare a vincere qualche cosa come direttore sportivo. Quindi vedi, questa è una domanda interessante, non ci dobbiamo spaventare tanto dei giocatori che possono essere comprati se poi li sai sostituire. Io insisto anche su una cosa, ricominciare sempre da capo ti resetta un pochino poi la rosa, perché tu a una struttura che hai aggiungi un paio di pedine fondamentali all'anno dove migliori e lì fai bene, insomma un pochino come ha fatto il Milan poi l'anno scorso. Però il Napoli potrebbe aver cominciato questo tipo di discorso qua, con una squadra molto giovane, fai crescere questo nucleo, a questa crescita di questo nucleo aggiungi dei tasselli, per esempio un terzino che faccia riposare Di Lorenzo, potrebbe essere una cosa importante, come adesso abbiamo un terzino che può far riposare Di Mario Rui. Ti fidi di Demme? Non ti fidi? Anche Demme pare, da quello che abbiamo capito, che era praticamente fatta, che aveva già praticamente firmato per un'altra squadra e poi l'infortunio ha bloccato tutti i piani. Allora ti trovi un altro vice Lobot, che non avendo più Fabian Ruiz, in attacco bene o male hai sistemato, un altro, se ci credi Nelmas lo fai giocare. Insomma, il Napoli si sta organizzando, non è tutto completissimo, ma ci siamo quasi. Se non si distrugge niente ci siamo quasi. E poi anche noi tifosi avevamo bisogno di un rinfresco in generale proprio di ambiente, va bene così. Allora, ci siamo quasi, 200 è un numero carino per i like. Una domanda che ho fatto anche a Alex e Sasà: secondo te non sarebbe stato meglio mandare Zanoni in prestito a migliorare e prendere un vice di vecchietto come D'Ambrosio? Sarebbe stato secondo me ottimo. A me sta bene Zanoli, però ogni tanto poi lo devi far giocare. Se tu ritieni poi Di Lorenzo inamovibile, allora lo devi mandare, perché se ci credi nel ragazzo, nelle sue potenzialità, se te lo tieni a scaldare la panchina, poi quando lo chiami in causa deve fare una sorta di deve essere subito pronto, deve avere l'impatto, ed è più difficile. Invece uno più esperto, che non ha bisogno di mettere minuti nelle gambe come D'Ambrosio, che poi ti fa anche dei gol. Ma non lo so se l'Inter aveva intenzione di cederlo, perché poi ci puntano alla fine su D'Ambrosio, l'hanno rinnovato all'ultimo momento. Quindi è una bellissima idea, non so se era fattibile, non so se il Napoli ci ha pensato, ma potevi tenerti D'Ambrosio e Zerbin, che bene o male può fare il jolly anche in quella zona là, e mandavi Zanoli a giocare. Io sono d'accordo. Però poi D'Ambrosio pure con Di Lorenzo gioca, che poi dipende sempre molto dalla Pasquale, caro tenuto. Lozano ti dà il benvenuto agli abbonati, gli può mangiare ricordare se Pasquale, se tu c'eri prima, se è un ritorno, se è un rinnovo, tu mi scriverai, perché poi sai quanti Pasquale teniamo? Mi scriverai su Telegram @ValerioFluido e io ti aggiungo, se non ti ho aggiunto già, perché siamo anche tanti, e quindi vedi, sei diventato uno sponsor, fondamentalmente sei uno sponsor di questa trasmissione. Non dimentichiamo che Giuntoli è stato molto bravo anche a vendere, lo ha dimostrato vendendo giocatori a cifre importanti, considerando che erano a fine contratto, senza alcun dubbio. Vale, potresti chiedere a Guido perché è stato ammonito Simeone? Guarda, lo sai che mi è rimasto ancora questo dubbio? Non l'ha capito nessuno, e poiché il nostro Guido è sempre attento e puntuale, vediamo se Guido l'ha beccata questa cosa, perché dal vivo
proprio non si è visto niente, a me mi è sfuggito, nessuno l'ha capito, vediamo se Guido pure ha beccato questa munizione, perché veramente non si è capito. Abbiamo capito quella di Rachmani commissionata dopo, perché c'era un fallo dove poi l'arbitro l'ha lasciato proseguire e gliel'ha data dopo, però su Simeone veramente non ho capito. Il problema è che non scende giunto in campo, ricordiamoci Maksimovic, Marquit, Diawara, c'era sempre lui, i giocatori so forti, se so forti vanno tenuti. È chiaro, ci sono giocatori che hanno avuto meno impatto degli altri, insieme ai Maksimovic, Marquit e Diawara è chiaro che possiamo ricordare tutti gli altri che invece hanno fatto bene, ma è giusto ricordare che Giuntoli non va in campo. Anche io voglio diventare uno sponsor, e Polli lo sai come si può fare, lo sai benissimo. Astrattonato Teo ci dice allora per quanto riguarda Simeone, ma io non mi ricordo su strattonamento, o forse perché ha bestemmiato dopo il gol, qualche Pasquale da qualche parte. Non è preoccupante il fatto che Zanoli non ha fatto un minuto nemmeno sul 4-0 col Monza, ad esempio, ha fatto mettere minuti addirittura a Gaetano. Anche Zanoli ne ha bisogno per forza, giusto Lewis. Ricordiamo però che Gaetano entra in un momento in cui devi risolvere la partita, perché entra nella partita con lo Spezia dove il Napoli doveva ancora sbloccarla, e ricordiamo che Gaetano poi rientra, guarda proprio bello il calcio, i destini forti, rientra nel gol lisciando un assist di Lozano, fondamentalmente, perché poi Gaetano è uno che va, è uno che ha gol nelle gambe, è uno che ha tiro, che ha anche personalità per tirare, la cicca e la palla poi finisce a Raspadori che la sbloccherà. Quindi in quel caso Spalletti mette Gaetano non tanto per fargli fare minuti, ma per cercare di sbloccare, per trovare qualcosina altro dal cilindro, un giocatore più fresco che ha magari gol anche nella gamba. Con Zanoli è diverso, con Zanoli gli devi far mettere minuti, non è uno che va e segna, è uno che deve fare il terzino, gli puoi far mettere minuti, ma io ricordo che in quell'occasione con il Monza, se non sbaglio, nei minuti finali fece fare Anghissà, gli fece fare il centrale di centrocampo, quindi spostò altri equilibri a centrocampo proprio per vedere se non hai Lobotka chi puoi far giocare. Ragazzi, le sostituzioni sono 5 e Spalletti dovrà trovare minuti per Zanoli sicuramente. Nel frattempo tu devi pure vincere le partite, quindi io lo capisco che deve dare poi deve dare poi priorità alle partite. Si presenta Pasquale da Granada, benvenuto amico mio. Napoli primo per possesso palla nella metacampo avversaria, 18 minuti di media a partita, bellissimo. C'ero ma improvvisamente non mi sono trovato più abbonato, allora bentornato Pasquale, bentornato alla grande. E sì, capita, alle volte YouTube lo fa, poi dipende da se tu fai la carta di debito o la carta di credito, a volte si rinnova automaticamente, a volte lo devi fare manualmente. Molti amici bellini mi hanno detto di esperienze diverse, quindi vai liscio. Quali sarebbero i giocatori instant team che vorresti come integrazione alla nostra rosa per completare le ruoli chiave per alzare il livello di mentalità vincente nel nostro gruppo squadra? Allora, io ti dico subito, visto che abbiamo parlato del difensore, del terzino destro, io un terzino che volevo da sempre è proprio Singo, e proprio da quando è arrivato al Torino e ho visto alcune partite, è uno che va, è uno che ha fisicità, è uno che non si ferma mai, che ha un buon cross, che ha presenza fisica, quindi per fare rifiatare Di Lorenzo, bam, metti Singo là, non lo so quanto costa, 10-15, secondo me sono bei spesi, te lo ritrovi ed è uno che non finisce mai di correre, e là già è aumentato tantissimo anche l'esperienza, perché c'è esperienza Singo, e quindi questa è una delle cose. Ovviamente alzare il livello mentalità vincente, sta andando benissimo Meret, non lo diciamo, non è che così, però se prendevi un estremo difensore che ha vinto qualcosa e che ti guida la difesa come Navas, ecco, non era affatto male, ecco perché poi l'idea del Napoli non era sbagliata fondamentalmente, però non si sono verificate delle cose e quindi non era vero che era già fatta, l'idea sicuramente c'era ma non era vero che era già fatta, non si sono verificate tutta una serie di cose ed ecco perché lì adesso va benissimo e nessuno ci pensa, nessuno lo dice, ma se dovesse capitare un'infortuna vera tutti quanti ricominceranno a dire e poi come vinci, come fai a vincere lo scudetto, il portiere che non è sicuro e non va, e tutte le cose che dico di Meret. Speriamo che Meret non debba mai sentirsi più dire queste cose qua.
Per quanto riguarda questo, così a centrocampo sono parecchio soddisfatto di quello che è arrivato. Ndombele lo dobbiamo vedere nella continuità, ma tutti gli altri bene, benissimo. Kvara mi piace tantissimo, ovviamente un attaccante. A me mi sta bene anche Osimhen, ma un Osimhen che non si infortuni, ecco, un Osimhen che ti dia continuità nelle prestazioni perché non si infortuna mai, allora lì aumenti tutto, ma è difficile trovarlo, è difficile, lo paghi una cifra blu, quindi stiamo lì. Il recupero di Demme sta passando sotto silenzio, ma è fondamentale. E dai, e ci piace. E ci piace. La domanda che ti ho fatto è: credo in questi anni i campionati del Ciapa non possiamo fare qualche piccolo salto in avanti? Sicuramente sì. E fatemi ringraziare anche Michele Sarnelli, che con un super sticker che voi potete vedere ancora più di me, che io poi lo posso vedere dopo, ci lancia un supporto che io apprezzo tantissimo. Vedi come cagnate il dollaro sta scendendo? Cioè lui va di 2,99 euro e di dollari di meno. Pensano poco. Incredibile, cambiate i dollari in euro subito. Come vedi Pasquale Mazzocchi come laterale fluidificante? Adesso tutti parlano di Mazzocchi, ovviamente. Vi posso dire la verità, ci sono giocatori che sono poi efficaci, che giocano bene. Per esempio un giocatore che è molto efficace ma stilisticamente non mi piace è Skriniar. Io lo vedo tutto gob, tutto storto, ma uno di questi è pure Holland, che corre male, non è bellissimo da vedere, però sono molto efficaci. Secondo me Mazzocchi è un altro di quelli che è molto efficace, che sta facendo molto bene, può giocare a destra, può giocare a sinistra, si è tolto la soddisfazione del gol, eccetera, eccetera. Va benissimo, però lo vedo un po' storto, sembra quando fa le cose, non è proprio una corsa fluida e bella da vedere, eccetera, eccetera, però potrebbe essere sicuramente efficace. Mi piacciono altri giocatori, se dovessi poi cerco, per esempio, tra i due, se mi dici Mazzocchi o Singo, io mi piglio Singo, però Mazzocchi sta facendo molto bene, una bella storia. Grazie e auguri, ma auguri San Michele, non lo so, forse sempre. Contro il Toro i cartellini gialli potrebbero fare la differenza. Speriamo che l'arbitro non li dimentichi in macchina. Anche qua un po' di un po' la cifosi epatica. È vero, anche perché un po' Belotti così, però la corsa quando poi la esplode è bella anche da vedere. La corsa di Kvara quando fa quel movimento con la Lazio dove fa gira sul pallone, non mi ricordo nemmeno come si chiama quella. Non è la Rabbona, in un video l'ho chiamata Rabbona, ma no, me lo dite voi nei commenti adesso come si chiama quella cosa quando giri sul pallone coi piedi eccetera eccetera e poi sgancia quel tiro dove la palla quasi non si muove. Bellissimo. Qualcuno nuovo si iscrive al canale così vediamo la palla di Kvaratskhelia qua. Iscrivete la ruleta, bravo, la Veronica, la roulette, la Veronica, si può chiamare ruleta, Veronica, elastico. No, l'elastico è quell'altro dove la stai buttando dall'altra parte così. Ruleta mi piace, un abbraccio anche a Vincenzone di guida. Qualcuno che si iscrive al canale che sta guardando, 169 persone, ci sarà qualcuno che non è iscritto, non vi credo. Cosa ne pensi della possibilità per non impiegare in alto a destra Politano e Lozano, non ancora pronti, di far giocare in quella zona Raspadori, quindi Kvara, Solito e Jack? Sì, Pasquale, se ne sta parlando, è una delle cose che sicuramente può fare. Raspadori spazia su tutto il fronte d'attacco, come può giocare a sinistra, può giocare anche a destra. Secondo me, per il tipo di caratteristiche che ha, che punta, a lui piace stare centralmente, quindi da sinistra meglio perché col suo piede preferito il destro si accentra naturalmente verso il centro e quindi sta più a suo agio. Usa anche il sinistro, quindi non c'è problema. Si può impiegare, credo di no per questa particolare partita perché poi non hai nessun cambio in attacco. Se si stancano entrambi contemporaneamente, Simeone e Raspadori, poi non hai un cambio perché non hai Osimhen e quindi non hai nessun cambio che ti migliora poi l'attacco proprio come punta, perché Raspadori lo stiamo vedendo anche falso 9. Quindi sì, però no. Penso sia stato chiaro. A malattia, la ruleta, ma che è una malattia proprio vera e propria.
vera e propria. Fred Amato, secondo te l'Udinese può essere effettivamente la Cenerentola di questa, oppure vedi un gol improvviso? Non lo so, gol improvviso no, hanno messo sicuramente un bel po' di punti in cascina. Ricordiamoci altre squadre che hanno fatto inizi simili. Mi viene in mente immediatamente l'Empoli dell'anno scorso, che fece un ottimo girone d'andata e poi dopo nel ritorno quasi si dovevano salvare, rifecero punti con noi ma non ne facevano più, non ne beccavano più una. Non lo so se l'Udinese farà questa fine qua, sicuramente hanno dei giocatori che si stanno mettendo in mostra, e questa poi è l'Udinese è questa poi alla fine, perché sappiamo che hanno degli ottimi talent scout, i giocatori si mettono in mostra per fare poi un salto di qualità. Dipende tanto se hanno subito ricevuto delle offerte, se invece si sentono ancora di dover dare tanto, oppure come magari la storia alla di Natale, che sposano il progetto Udinese per sempre, ma non ne vedo in questo momento nell'Udinese, quindi bene, però non mi aspetto che arrivino in Champions o in Europa League. Secondo me faranno un campionato tranquillo dove non rischieranno nulla. Quale album metal sarebbe? Ci devo pensare, Luca. Questa è bella. Questa è bella, ma ci devo pensare. Non voglio dire album sbagliati, ma deve essere un album proprio pesante. Proprio un album pesante, cioè, i Meshuggah, cioè proprio per capirci. Off topic, se la giri anche Guido dopo, che ne pensi dell'impatto di KK in Premier? Secondo me regge quel discorso fatto dove la sua forza in Italia era più evidente e sta facendo un po' fatica. Sì, ti sono sincero, Valentina, ho visto non ho visto partite intere, ho letto di alcune difficoltà, abbiamo saputo che comunque non è che è stato messo fuori ed è stato subito bocciato, le sue partite le sta giocando, fece pure il gol, cose belle. C'è stato un momento in cui KK mostra nel Chelsea è già un mostro, e poi altre cose con l'espulsione, la partita dove non ne ingarra una, eccetera eccetera. Sicuramente si soffre il passaggio in Premier perché è un campionato di un livello straordinario anche nelle piccole, e lì probabilmente un po' sta pagando KK, però secondo me non avrà problemi ad imporsi con la sua forza. Thunderstruck. Felice, l'ho proposta nel mio video di oggi, possiamo ovviamente riproporla. Domani ne sapremo di più, spero, dalla conferenza di Spalletti. Comunque Meret, Di Lorenzo, uno tra Ostigard e Juan Jesus, diciamo Ostigard, giusto per dirne uno tra Mario Rui e Oliveira. In questo momento mi piace seguire gli amici bellini con Oliveira per un po' più di fisicità. Lobot, Ganghissà, Zielinski, Kvara, Simeone, e io ci ho messo Elmas. Potrebbe essere Zerbin, potrebbe essere un altro, ma io ci vedo Elmas come prima scelta in questo momento. Seek and Destroy, bello. Gli Anthrax, mica male. Su con i like, su i Pantera, su. Io pure la penso come te. Se sai, Alex, dicono che anche dalla panchina, vedendo gli altri giovani, possono migliorare. Credo si possa migliorare solo giocando, ma secondo me ci sta. Per esempio, ho fatto spesso l'esempio, no? Un Mertens che aiuta a capire, aiuta un Raspadori a fare delle cose. Le abbiamo sentite le interviste dove i giocatori dicono: io ho chiesto a Mertens come tirare, lo stesso Zerbino mi pare proprio che lo disse. Aiuta a avere, anche se non giochi, aiuta a avere dei punti di riferimento importanti davanti a te. Però nel caso di Di Lorenzo, sì, è un terzino affidabile, ma il ruolo del terzino, tu secondo me devi proprio giocare, sono d'accordo con te, cioè devi stare in campo, devi vedere le distanze con la linea laterale e le distanze con la mezzala che ti arriva, quindi più giochi in Serie A e meglio è. Guardare, sì, impari, ma impari poco, secondo me. Mi scuso per la domanda off topic, ma da musicista metallaro quale sei? Volevo sapere la tua opinione sui Cannibal Corpse. Io non sono un grande fan del genere, ma mi hanno sempre incuriosito. Non li conosco abbastanza da poterne parlare. Io poi sono come nelle partite, io se non conosco proprio bene dentro e fuori una band, se mi chiedi delle Zeppelin dico vita, forte e miracolo. Sui Cannibal Corpse non è una roba mia proprio preferita. Io poi,
Sono metallare, sì, ma fino a un certo punto. Io sono un metallare che ci piace Taylor Swift, quindi sono un po' sui generis. Aggiornamento sui rinnovi. Fatta per Meret di Lorenzo Rachmani, tutto quanto, mamma mia, tutta la formazione di Lorenzo Rachmani, Lobot, Capolitano, in scadenza 2023. Gli ultimi due in scadenza 2023 sono Lozano e Zielinski, con le botte così, anche perché su Zielinski noi avevamo sentito il West Ham, qualche sirena, eccetera, eccetera. Zielinski poi è rimasto anche mentalizzato bene. Su Lozano proprio non lo sappiamo, e potrebbe essere una di quelle cose che là dice vabbè vai, non è andata bene, vai. Sono uno Swift all'aro fondamentalmente, vedi che si salutano tutti quanti. Bene, non aveva rinnovato fino al 2025, non mi ricordo questa storia qua, qualcuno ci dirà di più. Visto come è andata finora a Kvara, ovvero una grandissima sorpresa, io paragonerei ad Appetite for Destruction, proprio per lo stesso effetto sorpresa, il clamore che creò quell'album. Ah, che bellezza, che meraviglia i miei amici bellini, la mia community. Listening party, mo che Taylor droppa l'art. Ciao, ad ottobre troppa. Ah beh sì, non me lo posso perdere, anche perché sicuramente il singolo che uscirà me lo richiederanno in tutte le serate, quindi lo devo imparare. A me mi piace assai, cioè, il pop c'ha il suo perché per me, quindi vabbè. Ciao FBD, Lozano può partire, dice Joe. La linea difensiva, la trappola e il fuorigioco, sì, la vedo così, la vedo così, siamo d'accordo. Togliendo la prima giornata di assestamento, la difesa si sta comportando bene, è importante, poiché spesso la miglior difesa vince il campionato. Spesso la miglior difesa vince il campionato, è vero, non è una verità più assoluta, perché sta un po' cambiando il calcio, però sicuramente la miglior difesa, questo si può dire, le statistiche ci aiutano, ti garantisce sicuramente l'ingresso in Champions, cioè ti garantisce di stare tra le prime 4 se hai la migliore difesa. È impossibile, è quasi impossibile il contrario. Quindi quello poi in un campionato che vediamo equilibrato, senza un padrone che schiaccia sassi, una continuazione schiaccia tutte le altre, se sei tra le prime 4 te la stai anche giocando per il titolo, un po' quello che è successo a Napoli, Milan e Inter, Juventus poco meno l'anno scorso, perché se stai là, se non vieni meno te la giochi fino alla fine, e noi purtroppo siamo venuti un po' meno nel finalissimo. Benissimo, io poi sto aspettando anche il Rihanna Super Bowl halftime show, la voglio vedere. Allora, non c'è zeccanete, ma visto che ti piace poco, che ne pensi delle musiche di Jacob Collier? Jacob Collier non lo definirei pop, anche se non hai torto, nel senso che poi ha raggiunto una notevole notorietà. Per me lui è un po' pretenzioso, però tiene un talento incredibile e mi fa piacere. Spesso ci vado a sentire, voglio proprio sentire una canzone di lui, perché poi è uno che cura molto i suoni, uno che ha delle idee strane, particolari, le canzoni si sviluppano in un certo modo, quindi mi sfizia parecchio. Per qualcuno è insopportabile, per esempio anche quello mi piace. Vedi Michele Sarnelli, vedi il tiro di Kvaratskhelia, bravo Michele, nel finalissimo, esatto, bravo Michele. Trovi anche il canale Telegram per le notifiche in descrizione, penso che ci dovrebbe stare, e tutti voi che siete qui dovreste già sapere, già esserci sul canale Telegram per le descrizioni, eccetera eccetera. Che ascolti del pop? Tutto quello che esce, che arriva in radio e che poi diventa richiesto nelle mie serate musicali. Quindi pop, perché il pop, poi qua c'è tutta una matrice di pop country che è un po' più specifico per il mercato americano. Ci sono una serie di canzoni che qua vengono considerate pop, che in Italia non sono mai arrivate. Tutti gli anni 90 un po' più rockettari delle band americane, eccetera eccetera, non sono necessariamente diventate famose in Italia come lo sono diventati Green Day, per esempio.
però per loro sono proprio famosissimi, cioè per loro è proprio a Bachiara, è proprio il minimo sindacale, quindi piano piano che escono o che me le richiedono, dice la sai questo pezzo? No, ok, me lo imparo, ok, e guarda che questo è pop, e quindi lo vengo a scoprire dopo. Come no? Gio De Marco è un grandissimo amico, è uno di quelli forti, è uno di quelli proprio forti a Napoli. Se lo vedi, abbracciamelo. Di Lorenzo, non ti sembra un po' più forte in nazionale? Mi sembrava maggio contro l'Ungheria. Allora, sai che ti dico, non ho guardato la partita, quindi prendi con le molli, Valentino, quello che ti sto per dire. Forse nel ruolo a 5, cioè nel fare il quinto, che poi era quello che se non sbaglio faceva anche con l'Empoli, ha un po' più di libertà di offendere, un po' meno compiti difensivi, è più coperto perché l'Italia giocava a 3 indietro, quindi Bonucci, Toloi, Acerbi, e quindi Toloi credo che facesse il braccetto a destra, poteva coprirlo di più, con un più di libertà di offendere. Ecco che ti ricorda Maggio, perché Maggio andava, era il quinto anche nella Sampdoria, il miglior quinto del campionato all'epoca, e andava sempre, eccetera, eccetera. E ha sfiorato anche il gol. Quindi io vi confermo questa sensazione che ho avuto su Di Lorenzo, che sappiamo aver cominciato a giocare a pallone da attaccante, lo chiamavano Battistuta, poi è sceso a centrocampo, poi è diventato terzino. Di Lorenzo non ha questo grande cross, non ha questo dribbling incredibile, però è più a suo agio in attacco che in difesa. È molto affidabile anche in difesa, non è che... ma sta meglio in attacco. E quindi quando va, no, e viene premiato, le sovrapposizioni anche interne le sta facendo e ti crea superiorità numerica, molto bene in attacco. In difesa sta soffrendo un pochino, ma il ragazzo saprà, è amatissimo dalla piazza, da tutta la community, eccetera eccetera, che non è che ce la stiamo pigliando con lui, anzi noi stiamo chiedendo a gran voce ogni tanto una sostituzione che lo faccia rifiatare, proprio per non aver mai il problema di dire Di Lorenzo non ce la fa più, sta esausto, non è colpa sua, è umano anche lui, e gli è scappato l'attaccante e hanno fatto gol, proprio perché lo apprezziamo, eccetera eccetera. Inoltre ci aggiungiamo anche il lavoraccio, perché è un lavoraccio quello di fare il capitano, che deve andare avanti e indietro a parlare con gli arbitri, con gli avversari e con i compagni. Serviva proprio un single là per fare ogni tanto tirargli il fiato, perché allora com'è che gioca in difesa? E perché alle volte tu becchi un tuo allenatore che dici c'ho un'emergenza e mano a mano può capitare, no? Guardi, in attacco ce l'ho un altro attaccante, lo metto così, ti vuoi adattare? Io mi ricordo l'allenatore mio che diceva, c'era questo, mo ci vuole, proprio uguale, era un attaccante questo qua, e diceva ok, se tu fai l'attaccante puoi giocare anche esterno d'attacco, non c'è problema, ogni tanto tiri, ogni tanto fai un cross. L'esterno d'attacco vuol dire che puoi giocare a tutta fascia, non c'è problema. E diventò terzino, proprio perché disse ti sei abituato a fare tutta fascia così, ma diventa il terzino così, e lo scalava sempre di più, perché puoi avere delle emergenze in difesa e in attacco magari c'è più abbondanza, lo metti terzino, ti garantisce, lo confermi terzino, l'altro terzino si fa la cartella e tu vai avanti con il tuo nuovo ruolo. È così. Allora, leggiamo un altro po' di messaggi. Se dovessi indicare uno o più zone del centrocampo che il Napoli del campo, che il Napoli ancora non ti convince, quali sarebbero? Quali invece ti entusiasmano, confermano le tue certezze? Allora, zone del campo, come ho appena detto, forse un po' di paura quando ci attaccano sulla sinistra, cioè sulla nostra destra, quando ci attaccano dalla loro sinistra, perché Di Lorenzo sta un po' soffrendo, gli attacchi sulla sua fascia. In porta sta facendo bene Meret, però sempre un po' la paura, lo possiamo dire. Molto contento di quello che sta succedendo a centrocampo, proprio tutto contentissimo di come tutto si sta sviluppando, tantissimo, veramente molto contento dell'impatto di Kvara, e anche piacevolmente sorpreso dal buon impatto di Politano, che oltre ai gol era mentalizzato a dimostrare ok, sono rimasto, sta fascia me la prendo, e Lozano diventa lui la seconda scelta, quindi quello mi è piaciuto tanto. In attacco ci sta andando tutto bene, perché il quando ha voluto che quando Osimhen l'abbiamo perso abbiamo avuto subito pronti Raspadori e Simeone. 220, ma allora possiamo arrivare anche a 250. Possiamo arrivare.
Vale, sempre perché a noi ci piace così, ma se Kvara a volte è pretenzioso come Giacomo Colli, chissà non tiene il groove alla Victor Wood. Bello, bello questo paragone. Che straordinarietà, ma come vedete io mi sto mettendo le cuffiette, perché un amico ci è venuto a trovare, e Kim non è solito come Steve Harris, e osi chi può essere. Stiamo facendo dei paragoni, Guido, straordinari musicali. Come va? Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Tu mi permetterai di salutare i cuochi. Sì, cuochi, chef e sous chef. Sì, io sono in un collegamento di fortuna che non potrò essere molto lungo perché sono in trasferta, quindi mi sono... Io ti ringrazio particolarmente come si denota da uno sfondo diverso. In questo periodo viaggerò molto, quindi vedrete sfondi sempre più strani. Va benissimo, Guido. Grazie infinite. C'erano tante domande che ti coinvolgevano, ti chiedevano statistiche, eccetera, eccetera. Io ti chiedo semplicemente se questa pausa nazionali che ha visto parecchi infortuni muscolari, eccetera, eccetera, il Napoli ora a cosa deve stare attento? Bella domanda. Io sono di una scuola di pensiero, come sempre minoritaria, che chiaramente è solo un'opinione, non è né una condanna, né è finito tutto. Cioè, noi evitiamo anche quei personaggi che poi ci danno del Nostradamus, eccetera. Secondo me era uno di quei casi dove la parentesi, perché poi anche vediamo, noi abbiamo detto quella famosa puntata con Paolo Del Genio, no? Dissi, sarà un anno con Valerio dove dobbiamo rimettere l'italiano al centro del nostro progetto, no? Quando si dice la pausa per le nazionali è un ossimoro, non è pausa di nulla, perché in realtà tutti giocano, anzi giocano di più e viaggiano, quindi semmai è più preciso dire la parentesi per le nazionali. Secondo me era un momento dove ha penalizzato il Napoli, perché era in fiducia, c'erano squadre che avevano evidenti criticità per risultati non aderenti a quelle che sono le aspettative del blasone, dei tifosi, della società, eccetera. E che uno può dire, ma così hai avuto il tempo di recuperare per Osimhen, Politano, anche gli altri, nel frattempo si fa male Rachmani, l'entusiasmo, la concentrazione, basti pensare le straordinarie 2 prestazioni di Raspadori, che sono figlie di un non solo di un entusiasmo, ma di un'autostima e anche l'esperienza che tu conquisti minuto per minuto. Quindi, secondo me spezza una certa, non concentrazione, un certo filone di entusiasmo e permette a degli avversari di ricucire. Questa intanto ci tengo io come opinione. Che cosa ci aspetta? È un periodo di iperlavoro dove dal mio punto di vista, di nuovo, è solo un punto di vista, è un anno che è brutto dire predico, consiglio, perché le prediche sono sempre pedanti e pesanti e polverose. Suggerisco, anzi, è un suggerimento fraterno di calma, pazienza e gioiosità, anche gioiosità. La gioia ne va aggiunta. Mettersi un po' d'accordo col cervello, nel senso che se tu pretendi, desideri, aneli, comunque lo nomini questo scudetto, anche questa ipocrisia non lo si nomina, però poi lo si nomina, no? Poi però non puoi fare Gattuso out, e attenzione, chi mi ha accusato il fatto di Gattuso out, per me sarà sempre Gattuso out, perché è il simbolo della stupidità di un certo modo di raccontare e analizzare il calcio. Chiaramente lo vedemmo, lo dicemmo e lo salutammo, non è Gattuso in quanto Gennaro Ivan Gattuso, che è bravissima persona e tra l'altro sta allenando la squadra più giovane della Liga, 23,4 anni, una squadra che probabilmente non andrà in Champions. Scusate, faccio un ragionamento molto organico, perché per me il calcio non è organico, no? Quindi e quasi mai il commentatore di Alessandro non è qualificato per la Champions, sta allenando una squadra giovane, vediamolo fra 2 anni questi ragazzi dove saranno arrivati. Quindi Gattuso out è la sintesi dell'espressione di una stupidità di analizzare il calcio, ovvero, tornando a quello che mi avevi chiesto tu, e non mi sono affatto tranquillo di pezzo, che poi tu devi avere la coerenza di non fare Zerbin out, perché il ragazzo ha bisogno di accumulare minuti. E tra l'altro bene ha fatto
fatto, perché il coraggio serve nella vita e nello sport, Spalletti, a non rischiarlo, a farlo giocare col Milan. Gli poteva andare male, poteva essere 2-2, però non ci ricordiamo, tutti dicono il 2-2 abbiamo rischiato la traversa, però lui poi sfrontatamente si è andato a prendere un pallone e ha tirato, l'angolo era molto stretto, il portiere del Milan è bravissimo, quello poteva fare, poteva anche passare, e però ho detto il ragazzo ha bisogno di accumulare esperienza, accumulare motivi, e io non vi so dire oggi, per rispondere alla domanda intelligente di Valerio, come può essere la risposta di un Zanolli, di un Zerbini. Quello che posso dirvi è che però le analisi vanno fatte in coerenza, cioè se noi pretendiamo lo scudetto, poi però non possiamo condannare in un secondo questi ragazzi, perché appunto se vuoi lo scudetto devi fare come fece Conte. Voglio tutti i giocatori esperti che hanno già vinto, quindi Vidal eccetera eccetera, no? Detto, io invece che consiglio calma, detto è chiaro che vi dissi servirà a Napoli non la Mazzarite o la Sarrite 12 Garibaldini, ma inserire almeno uno per ruolo, giocatori che ti garantiscono quel tipo di qualità di prestazione. E dissi intanto va recuperato Elmas, non è quello un nome da inserire, quindi un nome per reparto ci serve, quindi ci serve almeno uno dei due terzini bassi che garantisca questo qua. Sarà un momento di iperlavoro, si sono già visti risultati molto negativi, sapete che io sono maradoniano, cioè io voglio affrontare gli avversari al massimo della loro forza e al massimo del loro organico, non gioisco quando un avversario ha dei giocatori squalificati o infortunati, perché è al contrario il mio spirito di vedere lo sport, non vi piacerà, ma è il mio modo di vedere lo sport. In questa parentesi, non pausa, perché la pausa andiamo tutti in pausa, vedete l'italiano, parentesi perché le nazionali giocano, alcuni non vengono convocati come Dybala, no? Simeone, e possono casomai allenarsi. Pensate alla difesa del Napoli, giocava a 3-7 manco col morto Spalletti, perché erano tutti tranne uno impegnati con la nazionale. Quindi sarà un periodo di iperlavoro dove, e chiudo, scusa la lungaggine, ma abbiamo, dove Spalletti avrà bisogno di rischiare, se volete usare questo termine, secondo me avrà bisogno che tutti i ragazzi siano convinti di quello che lui ha detto, e per essere convinti lui deve dimostrare che è vero, che è credibile, che alla fine da minuti non possono essere uguali a tutti col bilancino, perché questo sarà importante, cioè un giocatore ti giudica credibile e ti viene dietro, no? Come è stato adesso una bella dichiarazione su Mourinho, ti viene dietro e ti darà delle risposte, e noi dovremmo avere la pazienza e anche il gusto e la gioia di vedere poi, soprattutto chi ha avuto meno minuti, quanto tempo ci mette in progressione a entrare in un contesto di qualità che serve per mantenerci ai vertici della classifica. Questa è la mia idea. Eh sì, e questo mi fa proprio la tua chiosa mi fa venire in mente anche Ndombele, che buttato subito nella mischia, forse non ancora pronto, ci ha fatto un impatto, dice questo forse non andrà bene nel nostro contesto, invece inserito poi in un contesto dove la situazione era già partite quasi già vinte, ecco, te lo ritrovi anche lì con più personalità e fa la sua presenza. Ci dice Biagio, per esempio? Sì. No, scusa, vai. No, perché integriamo tutto questo discorso anche della gestione della rosa, un'altra incognita sarà la tenuta atletica. Sì, nel corso tra l'altro di questo campionato che ormai abbiamo ripetuto, lo sappiamo, che è unico, no? Perché non era mai successo che i mondiali si disputassero in inverno, per l'inverno diciamo da parte del nostro emisfero chiaramente. E quello, la domanda o meglio l'osservazione, no? È molto intelligente, perché è difficile ritirarsi dal mondo dello sport, non è solo un fatto di emozioni, di prestigio anche economico, è un fatto anche di testa, nel senso che soprattutto per i campioni la tua testa ragiona come è giusto che sia, come se tu fossi perfettamente in grado di fare quelle cose meravigliose che facevi il giorno prima. Il problema è che il tuo fisico non le fa più, o le fa più lentamente in uno sport professionistico di altissimo livello, e soprattutto quando tu devi competere per il risultato finale, la vittoria, la coppa, è
quella frazione di secondo, quei 10 centimetri di differenza, cioè pensate agli sport di prestazione, no? Le corse, il nuoto, eccetera. Non è che i nuotatori non sanno più nuotare o i saltatori, cioè, però andare a un secondo, infatti sembra che uno ha detto mamma mia è arrivato molto più lontano, ma non è che è arrivato lontano, che sono anni, quello è un secondo, c'è anche di meno. E quindi tornando all'osservazione, la tenuta atletica è importante perché poi tu con la testa tu ce la fai, però il tuo avversario ti prende campo e arrivi in affanno e fai più falli. Parentesi, affronteremo, non so, non ero con voi collegato, quindi non so minimamente di quello che avete detto, quindi se dovessi ripetere qualcosa chiedo scusa, ma diciamo sono non giustificato, sono perdonato. Affronteremo la squadra che quest'anno è in tracollo, perché la squadra di Juric quest'anno è seconda per falli, l'anno scorso era prima. Ci auspichiamo tutti quanti che comunque Juric da qui a fine campionato ritorni nella posizione che gli compete, cioè la squadra che fa più falli in Serie A. Quindi è un vantaggio per noi affrontare la seconda in questa. Noi siamo chiaramente storicamente l'ultima. E quindi pensate, quando tu, per esempio, cominci a accumulare stanchezza, no? Quando vedete quelle partite che si fanno dei falli sciocchi, non è perché un giocatore immediatamente è diventato stupido, è perché perde quella freschezza che pensava di arrivarci, arriva un attimo in ritardo, la gamba funziona bene. Quindi sono tutti elementi che sicuramente avrete analizzato meglio di che venissi io adesso prima con Valerio, ma sono molto importanti. E qui quello che sarà importante, tornando seri, è la perfetta alchimia tra il reparto medico, atletico, fisioterapisti, eccetera, l'allenatore e il suo meraviglioso staff, perché anche quest'anno comunque sembra di buon livello, e l'intelligenza dei giocatori che sono, e l'ha detto in una recente intervista un signore del calcio come Gianni Impreota, ha detto io ancora alla mia età, noi calciatori siamo se sentite voci vi ho detto sono in un aspetto siamo dei bambini, si è messo lui in mezzo, mi ha fatto molto sorridere quando l'ha detto, perché è vero, io ho detto quante volte l'ho detto da Valerio, ricordiamoci che sono dei ragazzi che hanno il loro grado di fanciullezza anche con i loro difetti, e quindi l'intelligenza a dire, perché poi vogliono giocare sempre, non vogliono uscire mai, proprio come e quando invece tu devi dire forse se oggi faccio una partita in meno, aspetto una settimana in più, vedete quanto ci è costato il Napoli-Liverpool, si sarebbe fatto, noi dobbiamo quindi questi tre componenti, il reparto squadra, il reparto allenatore e lo staff medico, fisioterapista, insomma, deve funzionare perfettamente, ma deve funzionare anche, e qua è molto importante la collaborazione dei giocatori, con grande sincerità, perché poi a un certo punto tu puoi avere tutti i test nel mondo atletici, ma se un giocatore un po' ci prova a mente Sì, perfetto. Fabio, che ringrazio sempre per il suo supporto, nello sfondo ci ricordava quello che adesso è stato fatto passare per una novità assoluta. In realtà lui rivendicava anche il fatto che su questo canale ne avevamo parlato in tempi non sospetti, e Giancarlo la include bene. Sfruttare l'immagine all'estero con Kim e Kvara è fondamentale per ampliare il brand Napoli. Sarebbe bello però poter ricevere i tifosi in un contesto di livello con stadio, museo, eccetera. Quindi un pochino Fabio rivendicava il fatto che l'avevamo detto, e lo dicevamo con Lozano, figurati, lo dicevamo con Lozano, per esempio. Tu c'hai una superstar internazionale riconosciuta in tutto il Sud America, sfrutta questa cosa con degli eventi, eccetera eccetera. Adesso Bianchini ci parla di questi nuovi sistemi anche per monetizzare le figure come Kim e Kvara, per esempio. Saranno i supereroi tipo Marvel, eccetera eccetera. Quindi si cerca di andare verso il futuro. Fabio rivendicava il fatto che l'avevamo detto un pochino prima. Abbiamo perso un po' di lag. No, questa mi interessava moltissimo, la devo recuperare assolutamente, non posso. Facciamo un remove immediato e vediamo se lo riusciamo a recuperare, perché poi è un peccato, perché queste sono le domande belle.
e vediamo se io lo riaggiungo, perché lo vedo frizzato, quindi non lo posso riaggiungere. Un po' frizzato. Ragazzi, comunque io veramente vi chiedo di lasciare 5.000 like per Guido, che ci viene a trovare anche quando non sta a casa sua e c'ha delle cose da fare. Veramente io non so come ringraziarlo, e non dobbiamo darlo per scontato. Non lo dobbiamo dare per scontato che Guido ci viene a trovare in tutte le condizioni possibili. No, ma non lui, lui perché stava rispondendo, assolutamente. Può essere stato un momento di connessione ballerina. Non è tardi e andava fatto prima la domanda in sé, e adesso vediamo un pochino. Ah già, il fatto del ciolito, adesso la recuperiamo. Ha già letto questa domanda? Sì, mi segno tutto, ragazzi. Io poi vedi, io posso mettere la stellina sulle domande. Vedi, per esempio, ho messo la stellina sulla domanda, che poi questa è una considerazione di Vincenzo, dall'impressione che da mio padre e mia madre si preoccupano quando cammino da solo. Troppa preoccupazione, lo capisco. E quindi vedi, mi ero segnato questa di Angela, questa cosa dell'esperienza su Mancini, su Raspadori, eccetera eccetera. Un parere, adesso lo recuperiamo Guido sicuramente, un parere sul livello di comunicazione. Ecco Guido già. E penso di aver, anche se per metà, sentito la tua domanda, ma questo ti ricordi quando io feci un San Paolo tipo Great Western Forum in California, che era il primo palazzetto, diciamo, non il primissimo, cioè il penultimo palazzetto dei Los Angeles Lakers, pieno di star, no? Vabbè, la più famosa e anche lo Staples Center non è mancato, no? Jack Nicholson, che è una leggenda del cinema, l'unico attore insieme a Paul Newman candidato per 5 decadi di seguito ai premi Oscar, l'Ede di Marlon Brando, che è il primo posto dietro la panchina delle... Infatti la prima volta che è tornato a Staples Center dopo la tremenda prima fase della pandemia, e vedemmo nel canale di Valerio, mi mandai quella foto che c'era i Lakers, il canale ufficiale, che ha detto welcome back Jack. E quante volte vediamo Leonardo DiCaprio, Charlize Theron, insomma ma lanciai questa proposta, e poi poco tempo dopo ci fu quel joint venture, chiamiamolo così, no? Tra lo Spider-Man e il Paris Saint-Germain. Effettivamente una città di grande integrazione e apertura, come... Se hai sentito i rumori, mi scuso, proprio fa parte del canale. Sfruttare di più, no, della Rentis questa nuova veste, che non è solo argentina, perché chiaramente quello sarà un rapporto troppo speciale, indelebile negli anni, però pensiamo a Marek Hamšík, no? Prima di Marek Hamšík non c'era questo rapporto con quel territorio, no? La Slovacchia, come abbiamo come Zelinski polacco, no? I grandi polmoni sono stati particolari dell'Argentina, ma anche il Brasile, no? Avete visto, che forma splendida, che simpatia, che lucidità, e in questo periodo proprio ha giocato ultimamente con i ragazzini in un campetto, no? Quindi lo sappiamo che sono dei rapporti storici altafini, no? Vinicio, insomma. Però detto questo nuovo millennio, dopo la sentenza Bosnia, no? C'è un calcio ancora più aperto, e Napoli, che è una città di integrazione, pensiamo al rapporto splendido che si è creato tra la parte dell'Africa grazie a Koulibaly e Napoli. Vero. Non solo da un punto di vista, sì, è giusto, quello commerciale, aumentare il brand e il fatturato, però ci sono anche dei valori etici che vengono trasmessi attraverso lo sport. Lo so, non fregano a nessuno, tranne a Guido Gentile, a 2 persone forse al mondo, però invece a me fregano, scusate. Anche questi possono essere veicolati tramite lo sport, e attraverso questa integrazione di razze, religioni, no? Pensate la bellezza del raccontare il suo rapporto con la spiritualità di Ghulam, che fece anche un gesto bellissimo tramite Valerio. Hai ragione. Ma quando lui in un'intervista raccontò questo suo rapporto, sono tutti elementi di arricchimento umano e sportivo, che poi comunque anche da un punto di vista puramente del volgarissimo vil denaro del brand aiutare. Come io chiudo, vi ricordo, quando poi si dirà dobbiamo uscire dalle coppe, che la vittoria in una partita di coppe europee
ti premia con volgarissimi 2,8 milioni di euro, il pareggio con 900.000 euro, la sconfitta con tante care cose. Ci vediamo alla prossima partita. Ricordo che poi il market poll, che si fa sui diritti televisivi, comprende una quota del ranking delle prestazioni sportive, quindi di nuovo far bene in campo, visto che si dice sempre che dobbiamo aumentare il fatturato, ma questo fatturato si aumenta in tanti modi, anche, non solo, anche con le vittorie. E in Europa ti pagano anche la singola vittoria, non solo il passaggio del turno ai quarti di finale. Quindi quando diceva, vabbè, ma non contava nulla, quando Sarri diceva, con questa partita con i russi possiamo ancora qualificare. No, la differenza tra una partita pareggiata, persa o vinta sono 2.800, 900 o 0 euro. Oltre a gente che mi saluta perché io ho l'adesivo del Napoli dietro la macchina, e quindi se vinciamo con Liverpool o con i Rangers. Comunque, immagino che dicevano, pensate, no, il grado di penetrazione delle magliette, no, nel mondo. La maglietta dei Lakers, i Kobe, le vedi indossate a persone. Io a volte ho fermato dei ragazzini, non sanno manco cosa sono i Lakers, no? Chi e dove giocano, non sanno manco che è una squadra di pallacanestro, però è troppo bella quella tenuta giallo, oro e viola, no? Il 10 di Maradona è iconico, e può diventare, non dico così iconico perché è troppo detto, comunque estremamente affascinante aprile il numero di qualunque calciatore. E ovviamente questi calciatori in nuovi territori ti aprono a scenari, mercati e suggestioni, e io insisto anche molto sull'aspetto non solo del denaro, ma delle suggestioni, delle emozioni. Cioè Kim che sbarca, non aveva fatto Dima, e prende il microfono, conosce una parola di italiano, in napoletano, e già subito comunque entra in questo spirito di condivisione. Qual è uno degli elementi che di solito come se fosse un vezzeggiativo, no? Insultandoci, viene affibbiato a noi napoletani, no? Mandolino che cantate, eccetera. Ecco, pensate, capovolgete, detto, questa persona subito si è integrata attraverso il canto in un'altra lingua, e per quanto mi riguarda è meraviglioso. Fantastico. Guido, ti prendo un paio di domande a raffica e ti voglio ringraziare e salutare perché sei stato gentilissimo a venire a trovarci anche non dalla tua postazione solita. Angela, io tenevo questa curiosità. Fabio ci ha detto una strattonata a Teo, io non me la ricordo, c'è stata questa munizione a Simeone nella partita con Milan che non ci hanno fatto vedere, non mi ricordo niente. A te ti è capitato di ricostruirla? Allora, sì, confermo, è stato ammonito. Ma non si è visto là live? Sì, no, sono andato a controllare in diretta tutti i miei dati. Sì, presumiamo per proteste, anche se cioè, lì c'era una munizione salvata, diciamo, nel Milan. Tanto non è che conta se per proteste, per fallo, sono sempre una. Cioè ricordiamo che prima era 4, ti vedi fermato, adesso a 5, no? Prima era 4, 8, 12, poi è diventata 11, ricordo. Quindi per somma di ammonizione adesso quando ne raggiungi 5 vieni fermato. Se per proteste, per condotte antisportive, eccetera, al massimo quello che valuta. No, la domanda anche questa, vedi, le domande intelligenti sono sempre utili, può essere legato per esempio quando il capitano per delle proteste ha un aspetto economico, nel senso che a volte i capitani quando vengono ammoniti trovate anche delle sanzioni perché c'è una sorta di aggravante se il capitano viene ammonito per proteste. E vedete che in quel caso c'è sempre anche 5.000 euro, che sono quanto paga uno stadio per insultarci che siamo napoletani, ma questo è un altro discorso. Però diciamo sempre una munizione vale, da questo punto di vista non è che 1,5 e scatta prima. Esatto. Michele ti chiede un parere su Spalletti a livello di comunicazione con la stampa. Mamma mia, Valerio, tu non ti rendi conto di quanto è difficile e ambigua questa domanda nella sua semplicità e intelligenza, perché storicamente dovremmo dire, ma noi siamo sicuri che abbiamo avuto un allenatore che non abbia, non dico avuto problemi, non si sia sposato con i gusti della stampa. Se io dovessi scegliere il mio preferito, ma per cultura personale, per
certo grado di garbo. Chiaramente Benitez erano delle masterclass di comunicazione, eppure veniva crocifisso in sala mensa manco quei film di Fantozzi. Si trovano su internet centinaia e migliaia di scazzi di allenatori, anche dell'allenatore della nazionale, e non è un'accusa a Mancini, quindi che gli saltano i nervi. È un po' il ruolo delle parti, attenzione, che secondo me, finita una partita, è una cosa è giusto quando dice ma noi abbiamo diritto, noi giornalisti, a fare domande, ma questa è una cretinata, perché fare domande è una cosa, fare il giusto domande un'altra, e farle con un tono sempre un po' velenoso. No. Le domande devono essere fatte possibilmente studiando. Valerio mi faceva notare che insieme con Neghi hanno tolto 2 anni e mezzo a Zelinski in settimana, e per studiare, vabbè. Perché rispondo, per alcuni può essere veramente un grande comunicatore, un fabulatore, che tende addirittura a volte alla filosofia, se non a una sorta di santone eretico, per altri indisponente, per altri è permaloso come tutti i toscani. Quindi io non ti so dare una definizione, perché poi dipende da quello che l'altra parte in quel momento gradisce. Ecco, questa è la quindi cosa gradisce la stampa? Ma a questo punto cosa gradisce? Tu stai facendo il piacione, non stai facendo l'allenatore. Ricordiamo nel passato. Io dico che a volte, invece, rimanendo sugli aspetti che interessano noi, no? Valerio ne ha fatto una scuola di pensiero nel canale, e io ho aggiunto un modesto, umile contributo a volte. Mi piace soprattutto quando vi facevo le screenshot per le azioni, ovvero sugli aspetti tecnici. Quando Spalletti si lascia andare, e questa è colpa della stampa, e comincia a soffermarsi su degli aspetti tecnici, è molto bravo, e noi ci ha permesso di imparare anche cose nuove, anche di valutazione all'interno delle partite di elementi importanti, di come era stata preparata, cosa è andato bene, cosa pure se avevano previsto non si era riuscito a fare. Quello io l'ho trovato sempre molto onesto, molto preciso, molto poco, ma non per dei meriti suoi, scusate la rozzezza, molto poco, nel senso quasi residuale, per usare un termine un po' più elegante, mi chiedo scusa per l'espressione prima, ma quella per chi lo stimola, non è colpa sua. Se tu gli chiedi, ma adesso che ti hanno rubato la Panda, è cambiato il tuo modo di vedere Napoli, mica ti può parlare di come abbiamo pensato di accentrare in alcune azioni sì. Quindi, secondo me, quando parla di aspetti tattici è sempre stato molto bravo. A volte è stato anche affascinante, e spero di aver risposto nel modo più completo possibile, quando ha fatto richiamo ad aspetti molto intimi e suggestivi dell'essere napoletani, e tutto e per tutto, quindi non solo tifosi della propria città. A volte potrei dire, ma è un mio gusto personale, perché altrimenti mi contraddirei pure io, è andato oltre i propri super limiti, però a volte sta nervoso pure lui, no? Perché è un essere umano, cioè non è... Io mi ricordo quando dissi io prima mattina sono sereno, mi mangio anche il bistecco, poi incontro le persone mi fanno arrabbiare, mi fece morire da ridere quel modo di capovolgere la situazione. Ultimamente l'abbiamo visto, e questo è vero, un po' nervoso, e dobbiamo capire, Valerio e io, che andiamo un po' oltre la prima facciata, il primo strato delle cose, oltre la superficialità, il Gattuso out, capire perché ci può aiutare poi a prevenire, a capire determinati sviluppi all'interno della stagione. Però per quanto mi riguarda le due cose vanno, e chiudo, da tutte e due le parti, cioè poi la qualità aumenta se aumenta anche la qualità non solo delle domande, ma del modo di porgere una domanda, perché tu puoi porre una domanda estremamente precisa, tagliente, ma in un modo così garbato, educato e concentrato che effettivamente dice, è giusto che lui mi sta chiedendo perché questa cosa non funziona, perché non c'è un'ambiguità, no? E siccome sono persone, uno che arriva a quella carriera come no. subito se invece c'è quell'ambiguità. Allora King Queen ci dà un ulteriore dettaglio, ci dice: l'ammonizione di Simeone è stata data per un fallo sul centrale del Milan, l'arbitro ha fatto terminare l'azione e poi l'ha ammonito, forza Napoli sempre. Pareva, io mi piacciono queste persone, ti direi di sì, dalla gestualità. Questa osservazione, di nuovo, vedi molto bene, questo mio breve parentesi mi permette di farti complimenti per queste belle persone. Ci aiuterebbe, e questa è una mia battaglia, avere quella comunicazione stile NFL dove l'arbitro dice
Io ti potrei dire, amico Bellino, sì, non ti posso dare la certezza, sembrerebbe, perché pure io ho valutato, però poi ha fatto un'altra gestualità, come si chiama? Potrebbe, comunque diciamo a questo punto diciamo è più un esercizio per noi non accademico, perché sembra un po' stucchevole, veramente che stiamo diventando talmente attenti e pignoli che vogliamo conoscere bene i fatti. Non Direi ci dai, basta. un 60% sì, sembrerebbe, però lì se tu hai visto che ce l'hanno, ammonizione per protesta, ammonizione per trattenuto, ha fatto finire, siamo tranquilli, ti costa 0 secondi, no? Vabbè. Però siccome non per ignava proprio io, ma per certezza, anche perché poi non ci hanno aiutato, e qua dobbiamo dire le riprese televisive, a proposito, è uscita, poi te la devo mandare, sono oberato di lavoro, tra l'altro, Pure fai gli no, show. non per tirarmela. È uscita una bellissima ripresa, Valerio, da un tifoso dalle ultime sedie del primo anello del Juventus Stadium, dove si vede finalmente bene, dal calcio d'angolo quando viene battuto, se era meno fuori gioco, da quella Candre. ripresa, una semplice ripresa col telefonino, guarda, sembra di no, comunque non è 1,5 metri lì. Ovviamente quella non fa testo perché è una ripresa amatoriale, però dicevo, è utile, siccome c'è uno stacco di montaggio, non ti posso dare la certezza, caro amico Bellino, al 100%, ma semplicemente perché mi avete conosciuto come persona totalmente, sembro sempre più pazzo con questi capelli così, mi rendo conto, ma già mia madre e la mia compagna me lo ripetono ogni giorno, quindi state tranquilli. Mia madre presenta suo figlio, mio figlio sembra uno scienziato pazzo, ma poi è una brava però sono abbastanza preciso cioè, quando voglio dire una cosa è perché ho studiato o perché l'ho vista. Qui non mi sento di andare, però alla fine vale uno, e quando farà 5 munizioni speriamo che non le faccia nel campionato, a fermarsi. E tra le cose che insomma Guido studia e che ci riporterà fedelmente, Valentina è curiosa e dice: attendiamo con ansia i dati sui minuti di gioco effettivi delle scorse giornate per vedere poi la differenza che ci sarà con quelli che ci aspettano o che non ci aspettano con il Torino. Ve li faccio trovare sabato, non mi preoccupate. Guido, un'ultimissima domanda per salutarci, e ti ringrazio ancora. È più che altro una curiosità, però gli amici Bellini vanno sempre nel profondo. Sto notando anche in ambito non sportivo che i virgolettati che la stampa usa per riportare citando sono spesso falsi o modificati ad arte. Professionalmente non si rischia niente? No, guardate, quando io faccio battute su me stesso e mi scuso, si impara dalle critiche. Ci fu una critica mossa in un commento da un amico Bellino che in parte poteva essere assolutamente condivisibile, o comunque io devo dar conto a una persona che sta giudicando eccessivo il mio ricorso all'ironia. È totalmente sbagliato quando mi insulti per cose assolutamente contrarie al mio modo d'essere, cioè, no? Perché ti dico questo? Perché a volte io ho neorizzato, dicevo, se non si fa carriera, non si fa carriera. E chiedo a questo amico Bellino, cioè, questa è una risposta molto delicata, ha fatto un'osservazione che va al di là, Valerio, del calcio, un'osservazione sociologica. Considerate, vabbè, io sono tornato in Italia per questioni personali e non ci ho pensato un minuto a tornare, non voglio raccontarmi i miei problemi, no? Però ero uno di quegli altri cervelli, no? Vivevo allegramente e gioiosamente e lavoravo all'estero come Valerio. Ed è una piaga buonissima, perché poi si tratta di capire poi nella vita cosa vuoi fare, e quello che ti posso dire è che poi diventa molto difficile professionalmente quando poi raggiungi certi risultati tornare a fare mortadella, perché entri in tutta una dimensione non solo economica ma anche di privilegi. Faccio un esempio, per farti capire la stupidità, così vi faccio capire proprio precisamente. Nel periodo della possibile elezione dell'elezione del capo dello Stato, la mia compagna va in crisi perché dice: ma come, vi racconto un fatto personale, però lo leggo al fatto giornalistico, perché noi abbiamo avuto il bombardamento quotidiano che stavano leggendo Berlusconi, e io me ne uscii e ho detto: noi parliamo di tutto nella nostra vita, ma veramente di tutto, probabilmente non c'è stato un argomento nella nostra vita che non abbiamo trattato, quindi non so. E io, siccome era un argomento inutile, cioè di 0 secondi, parliamo d'altro, dissi: guarda,
amore, è più facile che il Napoli vinca lo scudetto che Berlusconi venga eletto Presidente della Repubblica. Siccome lei sa benissimo, pure se ormai è appassionato e simpatizzante del Napoli, però non ha la sofferenza delle sconfitte del Napoli, questo si tranquillizzò, perché lei disse: io so benissimo non può succedere. che non può succedere che Napoli, infatti non lo vinse, no? Continuò questo tampa 2 mesi e mezzo, anche Travaglio spiegò tutto. Io dissi: amore, che ti ho detto? Ma perché anche Travaglio, Guido? Ho detto. Allora ho detto: guarda, no, succederà questo. E gli feci tutta la scaletta, questo, poi tradirà Salvini, non lo eleggono subito, Mattarella, non posso fare il primo, fanno settimo, ottavo, non mi ricordo, è stato ottavo o nono scrutinio, eccetera. Quindi stai serena, non eleggeranno tutti, non verrà nemmeno candidato, infatti formalmente non è stato candidato. Quando è successo, lei mi ha guardato e ha detto: Guido, anche Travaglio, che passa uno dei fuoriclasse, una persona preparatissima, serissima. E io dissi: perché quando poi tu diventi, io lo vidi a 19 anni al famoso Festival di Venezia, no, forse non avevo manco 19, 17 anni, a un certo punto diventi miope, non riesci più a vedere le cose, però entri in un meccanismo di vita dove comunque vivi meglio e poi è difficile tornare indietro. Questa osservazione, scusate, sembra non generale, però è un'osservazione sociale molto grave, perché poi ha abbassato tutto il livello di qualità della comunicazione in genere, che non è solo mancanza di coraggio, è proprio mancanza di visione. Io vado un po' oltre, infatti non voglio accusare, perché scusate la lungaggine di questa risposta, però veramente non vi rendete. Questa è la domanda più bella, più difficile, più raffinata, nulla togliere alle bellissime conversazioni che abbiamo fatto in quest'anno insieme, Valerio, che ci sia mai stata posta, perché è la cartina del tornasole di perché ci siamo trovati in questo momento in Italia, in genere, dove il 36% della popolazione, non per populismo, poi come ha scritto subito Repubblica in editoriale, io di nuovo Repubblica, conosco tante persone, tanti amici, io vabbè, ho votato, però non sono contento, che scientificamente, politicamente, non per quanto ci ha detto, no, io politicamente non sto andando a votare, è un gesto politico, non di qualunquismo, cioè gente con 2 lauree, cioè questo ignorante, no, perché abbassi oggi, abbassi domani, abbassi dopodomani, come si chiama? Servirebbe riprendere. Quindi questa osservazione su questi famosi a volte virgolettati che poi cambiano da parte a parte, se virgolettato dovrebbe essere 2 punti, aperti virgolette. Neo, che cosa si serve? Arms, a lot of arms. Guns, a lot of guns. Scusa, Matrix è ripreso anche in Johnny Wick, no, per citare. È una citazione meta cinematografica da chiusa virgolette, punto. La frase deve essere uguale perché è uguale nei 2 film. E invece cosa ti serve? Maggiori Wooster, più birre, non funziona così. Però ripeto, scusate, spero di non esservi sembrato evasivo. In realtà però è così, cioè l'osservazione è assolutamente puntuale ed è molto più generalizzata dello sport. Anzi, nello sport tutto sommato la possiamo prendere a ridere che Zelinski non abbia 28 anni e mezzo, e lo sapeva pure Valerio, ci ricordava l'anno di nascita, il mese, ma ne ha 26, come si chiama? Alla fine, ragazzi, cambia poco. Dati economici e sociali, su indicatori, per esempio sui tassi di natalità, tante cose, ma non voglio renderla pesante, già incidono maggiormente. E quando per esempio ci dicono paccate su cose che invece incidono su delle scelte di una popolazione, scelte anche molto delicate nella vita, quello è un po' più grave, perché in fondo sì, ci possiamo fare il massimo un minuto di collera ormai con Guido, di male sangue per il calcio, però tutto sommato è un gioco. È un gioco. Però è un argomento su cui forse è meglio, non voglio poi togliere altro spazio alle domande sul calcio, vi lascio tornare con calma e faccio veramente i complimenti per questa osservazione, molto triste però è anche giusto incominciare a non prendersi in giro. Mi scuso se ci sono stati, e mi scuso anche con gli amici che aspirano di là i rumori di fondo, garbati loro, garbati voi come sempre. Un saluto alle amiche belline e agli amici bellini. Valerio mi ha concesso di salutare tutti i cuochi e gli chef, e quindi lo ringrazio, e un saluto al padrone di casa. Ci vediamo se vorrete, penso sabato, anche perché il martedì, caro Valerio, quando c'è l'Ajax, Guido non ci sarà, oppure comparirà da un cinema. Quindi,
Un abbraccio di cuore a tutti e vi voglio bene. E Ciao. continuiamo. Grande Guido Gentile, grazie infinite. Ragazzi, io vi bacio forte, veramente fortissimo, la qualità altissima vostra, degli ospiti, delle cose, il canale dei rumori, dei rumori. E nel salutarvi, nel chiedervi gli ultimi like, anche chi si è guardato dopo la trasmissione, leggo il messaggio di Mario e effettivamente sì, mi sono arrivati screenshot dagli amici abbonati delle cose, siete stati carinissimi, io non sono intervenuto, non avevo tempo, non mi sarebbe neanche piaciuto intervenire. Sul video di Sick Walls e Fuse Gamer abbiamo sponsorizzato il canale, la competenza della community, invitando a chiamare Azzurro Fluido anziché youtuber famosi ma meno competenti. Ora non voglio entrare, ovviamente ognuno ha la sua opinione così, però volevo ringraziarvi perché ho letto dei messaggi, dei commenti e siete stati carinissimi, non potevo aspettarmi niente di meglio dalla mia community. Vi bacio forte, ci vediamo domani per approfondimenti. C'è un video che vi dovete vedere oggi, perché ho fatto già delle ipotesi Lozano Rachmani che potete andare ad approfondire. Domani ne sapremo di più con la conferenza di Spalletti. Vi bacio fortissimo, ricordate sempre che, perché adesso sì, c'è stata la pausa nazionale che non è pausa proprio di niente, l'abbiamo scoperto. Ma se il Napoli